Buongiorno e ben ritrovati in diretta. Alle 12.30 andremo per il consueto punto stampa del governatore Zaia a Marghera. Da domani entrerà in vigore la nuova ordinanza presentata proprio ieri dal presidente Zaia, con le novità di cui vi abbiamo parlato ieri, in particolar modo negozi chiusi la domenica, i grandi punti vendita, gli outlet chiusi anche il sabato, e poi dalle 15 alle 18 in bar e ristoranti si potrà consumare cibi e bevande solamente seduti. Sconsigliato, perché anche passibili di multa, le passeggiate e lo struscio nei centri storici, e quindi attività motorie e passeggiate solo nelle aree verdi, nei parchi verdi, nelle aree rurali, mantenendo naturalmente la distanza di sicurezza. Queste, diciamo, le principali novità introdotte dall'ordinanza firmata dal presidente Zaia e scritta insieme ai governatori di Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con delle misure condivise, e misure condivise anche, lo ha detto ieri il presidente del Veneto, dal ministro Speranza, che ha condiviso la linea adottata dalle 3 regioni, in attesa però, perché oggi è una giornata importante, perché si riunisce la cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico, che analizzerà i dati, gli ultimi dati ricevuti dalle regioni, e si prospettano già dei cambiamenti in quella che è la geografia della pandemia, e potrebbero esserci dei passaggi da zona a zona, e per il Veneto potrebbe esserci un passaggio da zona gialla a zona arancione, ma naturalmente staremo a vedere e sentiremo anche cosa dirà in merito il presidente Zaia su questo punto. Intanto resta l'attenzione puntata sulle scuole. L'ordinanza interviene anche in questo punto, vietando l'attività motoria e le lezioni di musica, di strumenti a fiato nel dettaglio, e di canto, perché i dati scientifici, è stato spiegato, hanno evidenziato che questi sono possibili canali di contagio. E quindi arriva questa novità per le scuole che continuano a lavorare in presenza, primarie, alle medie, alle elementari, usiamo i termini che tutti conosciamo, mentre alle secondarie è didattica a distanza, e continuano a essere segnalati quotidianamente casi più o meno estesi di contagi proprio all'interno dell'ambito scolastico, anche se il presidente Zaia ha detto che spesso, anzi nella maggior parte dei casi, si tratta di positività che arrivano dall'ambiente familiare. E allora parliamo di questo, partiamo proprio da qui con il primo ospite che vedo già in collegamento e che ringrazio per la disponibilità, perché sono settimane, non solo giorni, molto impegnati, quindi ringrazio il dottor Luca Gino Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione e direttore dell'unità operativa complessa del servizio igiene, alimenti e nutrizione dell'ULSS 3 Serenissima. Ma soprattutto, buongiorno dottore, da settembre lei è il responsabile del nuovo progetto Team Covid Scuole, ovvero quel team di esperti, di scienziati, che interviene laddove venga segnalato un caso sospetto o accertato di Covid. Allora, a noi piacciono tanto i numeri, dottore, quindi le chiederei intanto di scattarci una fotografia della situazione delle scuole per quanto riguarda l'azienda ULSS 3, però lei mi diceva prima, quando ci siamo sentiti, che un po' è la fotografia anche a livello regionale della situazione sul fronte scolastico. Sì, intanto buongiorno e grazie dell'opportunità di poter parlare di questo importante tema del Covid e del mondo della scuola. I dati che abbiamo come azienda sanitaria sono rilevanti, perché abbiamo avuto fino adesso 470 classi coinvolte dal fenomeno Covid, quindi o l'insegnante o almeno un ragazzo, un allievo che erano positivi, e complessivamente abbiamo poi quarantenato 1535 giovani e 39 insegnanti. Abbiamo fatto 6.500 tamponi a studenti e 854 a insegnanti, quindi un fenomeno importante. Ogni giorno abbiamo circa 20 classi coinvolte da una positività Covid, o di un insegnante o di un allievo, e quindi siamo sul fronte tutti i giorni. Voi capite bene che i numeri sono importanti, ma al di là della gravità clinica, che è molto bassa, abbiamo avuto queste positività ma non abbiamo avuto nessun caso particolarmente rilevante sul piano clinico, però è importante per il mondo delle famiglie, è importante per il mondo complesso della scuola, per chi ci lavora, non solo per chi ci studia, e anche per quelli che sono gli impatti sia sulla didattica
se bisogna quarantenare una classe, la classe sta a casa, deve fare un'attività a distanza, e anche per l'organizzazione delle famiglie. Quindi è un tema estremamente delicato sul quale stiamo lavorando dal 14 settembre e anche da prima con questi numeri. Bisogna considerare per il Veneto più o meno una scala a 10, cioè bisogna moltiplicare per 10. Ecco, se noi abbiamo circa 400 studenti positivi, bisogna considerare diverse migliaia per il Veneto. Dottore, sappiamo che è diverso il modo di intervento, o meglio, nel caso ci sia un bambino, un insegnante positivo al nido, alla materna, rispetto a quello che accade se queste positività vengono trovate alle elementari o alle medie. Si interviene in modo diverso per la messa in quarantena poi del gruppo che è stato vicino a questo bambino o a questo insegnante? Sì, diciamo, la fascia di età fa la differenza, no? Perché abbiamo i bambini più piccoli, quindi dalla prima elementare in giù, ecco, diciamo dai più piccoli che vanno al nido, poi all'asilo fino alla prima elementare, che sia per il fatto che molti non usano la mascherina, no? Perché sotto i 6 anni non si usa, sia per il fatto di una vicinanza anche fisica meno controllata, più spontanea. In questi casi la quarantena dell'intera classe avviene secondo linee guida regionali. Invece per quanto riguarda i più grandi si fa prima un controllo con un test rapido per capire se c'è stata una positività anche di altri oppure no. Se non c'è positività, le attività didattiche possono continuare anche in presenza. Fermo restando ovviamente che le superiori, dall'ultimo DPCM, appunto decreto nazionale, le attività delle scuole secondarie e secondo grado avvengono secondo la didattica digitale integrata, quindi a distanza. Quindi c'è questa grossa prima differenza sulla base dell'età. Dopodiché ovviamente possiamo fare quarantene anche con i più grandi se ci sono più di un caso, se c'è un focolaio. Quindi la situazione ha queste variabili e assolutamente comprensibili con l'organizzazione scolastica. Quindi un focolaio quando c'è più di un caso di positività all'interno della classe, giusto? Esattamente, sì. Ci deve essere almeno 2 persone. In quel caso scatta la quarantena. Prego? In quel caso scatta la quarantena per tutta la classe? In quel caso scatta la quarantena, perché di fronte a un focolaio non sappiamo dire esattamente diciamo, l'evoluzione per quei contatti stretti che ci sono stati, hai capito? Quindi diciamo, è un focolaio. Diciamo anche che non sempre è un focolaio che nasce nel mondo scolastico, ci si contagia piuttosto raramente nel contesto scolastico. Fatti 100 i positivi, solamente 3,5 risultano dall'ambito della scuola. Ci si contagia prevalentemente fuori dal contesto scolastico. Ecco, ciò nonostante l'ambiente scolastico è sottoposto a questo tipo di restrizioni per motivi di sicurezza e anche per non contagiare poi a casa, in famiglia o in altri contesti. Ecco, il fatto che si arrivi a dire che le positività arrivano non dall'ambiente scolastico ma dall'ambiente familiare, perché voi nel momento in cui venite chiamati dovete anche ricostruire quelli che sono i contatti della ragazza o dell'insegnante, e in questo gioca un ruolo anche il referente Covid che si trova all'interno della scuola. Chi è che ricopre questo ruolo, dottore? Allora, intanto giustamente lei dice che va ricostruita come dire, i contatti delle persone. Di fronte a un positivo, sia esso un ragazzo oppure un insegnante o chiunque, i controlli vengono fatti in che direzione? I contatti familiari, che è un contesto che favorisce molto il contagio tra le persone, per ovvi motivi di vicinanza all'interno del contesto familiare. Il secondo contesto sono i contatti sociali, adesso molto ridotti, ma diciamo fino a qualche tempo fa, la cena, il pranzo, una festa di compleanno, un funerale, un matrimonio, insomma queste situazioni sociali. Il terzo è il contesto lavorativo, nella fattispecie della scuola è appunto il setting oppure l'organizzazione scolastica. Per conoscere bene e fare un ben tracciamento all'interno della scuola è importante che noi abbiamo come azienda sanitaria un'interfaccia scolastica, cioè un insegnante preparato, capace, intelligente, che sa aiutarci nel ragionare dove sono stati i contatti realmente stretti all'interno del contesto scolastico e quindi ricostruire quelle che sono le persone adulte, cioè gli insegnanti oppure il personale ausiliare nel contesto scolastico, cioè
bidelli o altre figure amministrative, oppure anche all'interno della stessa classe, per capire bene dove andare a fare i tamponi mirati, quelli che servono realmente, per identificare se ci sono altri positivi, perché appunto poi le conseguenze sono la quarantena della classe o comunque anche di altro personale presente nella scuola, con le difficoltà che possiamo immaginarci di continuare a mantenere alto il livello dell'istruzione e dell'attività educativa della scuola. Quindi è una figura essenziale, sono molto bravi, noi li incontriamo tutti i venerdì pomeriggio con un webinar che ha una sua continuità, siamo arrivati all'11° webinar questo venerdì, abbiamo 400 insegnanti che ci seguono con grande attenzione, è diventato un dialogo tra l'azienda sanitaria e il mondo della scuola. Noi diamo le nostre informazioni, gli insegnanti ci dicono quali sono le loro preoccupazioni e dove vedono un po' più scivoloso il problema nelle loro organizzazioni, e insieme cerchiamo di creare una scuola più sicura e che permetta di andare avanti con l'attività didattica. Quali sono i problemi che riportano in questi incontri online gli insegnanti, dottore, le preoccupazioni? Guardi, mi faccio male da solo, posso? Prego! Allora, adesso il tema è la mascherina, perché è stato introdotto l'obbligo di mantenere la mascherina al chiuso anche in condizioni di staticità, seduti al tavolo, al banco. E quindi abbiamo questo tema. Noi abbiamo fatto approfondimenti dal punto di vista scientifico sulla letteratura internazionale. Possiamo dire che i dati a nostro supporto fanno capire che si può tenere la mascherina per l'attività didattica senza rischi per la persona, a meno che non ci siano delle controindicazioni specifiche di singoli individui, singoli ragazzi, per i quali allora si può pensare diciamo, soprassedere sull'utilizzo della mascherina. Quindi questo tema qua è all'ordine del giorno, non è banale, giustamente sotto il mio mento c'è scritto: Zaia, utilizzate la mascherina, e quindi io sono un sostenitore di questa linea anche nel contesto scolastico. Dottore, nel caso i ragazzi, perché venuti in contatto con uno o più positivi, vengano messi in quarantena, viene predisposta la quarantena anche per i genitori di questi ragazzi che sono negativi ma che sono appunto in isolamento in via precauzionale? No, diciamo, allora, grazie per la domanda, perché mi permette di tornare sull'argomento del contatto di contatto. Allora, il positivo è isolato, lo capiamo bene, è una mitragliatrice di virus, spara virus su un positivo. Quindi, diciamo, il positivo sta isolato, deve essere un contesto che gli permette di stare a distanza dagli altri e non essere fonte di contagio per altri. Il quarantenato, non sappiamo se il virus l'ha mai visto, non sappiamo se l'ha preso ma sta guarendo senza nessun sintomo, oppure se manifesterà la malattia. In questa situazione il quarantenato deve stare a casa, ha le sue precauzioni, e qualora avesse sviluppato la malattia o avesse il virus, non può danneggiare altri. Il contatto di contatto, diciamo, di una persona che è quarantenata a casa ed è appunto in uno stato di negatività al test, non ha nessuna restrizione. Cambia invece se nel corso della quarantena la persona diventa positiva o si ammala, allora il contatto di contatto cambia status, diventa a sua volta un contatto stretto. Allora va indagato dalla sanità pubblica secondo un certo modello. L'ultimissima domanda, dottore, noi ricordiamo insomma quelle squadre, quei team di pronto intervento, mi passi il termine, che nel caso ci sia una segnalazione di positività vanno proprio in classe, abbiamo visto le immagini, a fare i test rapidi ai ragazzi. Con i numeri che lei ci ha descritto si riesce ad intervenire sempre? Insomma, mi fa proprio le domande più cattive. Allora, intanto mettiamo insieme alcuni elementi. Quante sono le classi che si manifestano giorno per giorno? Quante squadre abbiamo a disposizione? Il gradimento da parte dei genitori e anche della scuola, se ha gli spazi idonei, se i genitori preferiscono portarli personalmente a fare il tampone, con i bambini più piccoli spesso succede questo, e quindi abbiamo in piedi due binari. Uno è andare in classe, andare a scuola a fare i tamponi. L'altro canale è quello invece di farlo con il genitore che porta in auto il figlio presso i cosiddetti drive-thru o drive-in, insomma, dove fanno il tampone dall'auto, per intenderci. Utilizziamo tutti e due i canali sulla base di quelle variabili che ho detto prima, compreso anche il gradimento. Noi vediamo che in linea di massima è facilmente, come dire, organizzabile e anche gradito dalle famiglie e dai ragazzi, con i più grandi andare in classe, andare a scuola.
mentre invece i più piccoli del nido o anche dell'asilo tante volte sono le stesse scuole che, come dire, ci dicono che sarebbe preferibile da parte dei genitori andare in auto. A quel punto la cosa che è dirimente è che non ci sia una lunga attesa in auto. Ecco, questa cosa qua la possiamo ben capire. Quindi io direi, noi andiamo molto spesso nelle scuole, ce lo facciamo abbastanza come azienda sanitaria di Venezia, peraltro abbiamo anche il canale aperto per i bambini più piccoli del drive-thru. Dottor Sbrogiò, io la ringrazio, però ci diamo già appuntamento tra qualche settimana per fare un nuovo punto della situazione, sperando di ritrovare ancora tutti i ragazzi per le primarie e secondarie di primo grado in presenza e che le scuole possano arrivare a fine anno nel modo migliore. Mi devo dire una cosa però. Mi permette in chiusura, che abbiamo ovviamente un'ordinanza giusta che dice per l'attività motoria, cioè non si può fare più l'ora di ginnastica, di educazione fisica, e poi abbiamo detto di cantare e lezioni di canto e degli strumenti a fiato. Però per quanto riguarda l'attività motoria, dico ai giovani, ai ragazzi che sono in ascolto, ai loro genitori, si può fare all'aria aperta e che non diventiamo delle vittime dei giochi elettronici, e quindi se la possibilità invito veramente tutti caldamente a fare passeggiate, a correre, a saltare, a andare in bicicletta all'aria aperta, che non fa male. Ha fatto benissimo e da mamma appoggio assolutamente queste sue parole. Grazie davvero al dottor Luca Gino Sbrogiò e come promesso torneremo a collegarci di nuovo con lei per un nuovo punto sulla situazione scuole. Grazie davvero e buon lavoro dottore, a presto. Grazie davvero. Noi invece ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo parlato prima di scuola, di ragazzi messi in quarantena laddove è necessario se trovati positivi al Covid. Per questi ragazzi naturalmente spesso è richiesta la presenza di un genitore quando sono minori, e genitori che quindi si trovano spesso a dover richiedere di proseguire il lavoro da casa nella modalità ormai ben conosciuta da tutti, il cosiddetto smart working, che è forse più facile da dirsi che a mettere in pratica con le realtà imprenditoriali, economiche che abbiamo nel nostro territorio. La prima domanda che rivolgerei al mio ospite, al professor Daniele Marini, professore associato dell'Università di Padova. Buongiorno professore, ben trovato. Io non sento l'audio, non so se sia un problema del professore o un problema nostro. Perché con il professor Marini approfondiamo proprio questo tema, quello dello smart working, con tutte le difficoltà legate ai collegamenti in aziende che spesso sono di piccole o medie dimensioni e che non sono pronte ad accompagnare i propri lavoratori in questa fase. Mi sente professore? Io la sento. Perfetto, ora sentiamo chiaramente anche lei. Allora professore, io dicevo, abbiamo imparato durante il primo lockdown questa parola smart working e un po' tutti si sono adeguati laddove possibile, laddove le mansioni lo permettessero, di lavorare, di continuare la propria attività da casa. Ora anche l'ultimo DPCM diciamo così invita a ampliare la possibilità, a incrementare la possibilità di lavoro da casa, ma non mancano le difficoltà. No, sicuramente. Allora, come giustamente diceva, innanzitutto c'è un tema legato alle tipologie di imprese. Basti solo considerare che 9 imprese su 10 in Italia e nel nostro territorio sono sotto i 10 dipendenti. Quindi modalità come quelle dello smart working, o meglio del telelavoro, sono abbastanza complicate. Soprattutto pensiamo ad alcuni settori come il manifatturiero, dove la immaterialità del lavoro è ancora molto complicata. Tant'è che, stando sulle fonti istituzionali come quelle dell'Istat, che hanno cercato di misurare, di vedere quante fossero le imprese e i lavoratori che durante la fase di lockdown e nei mesi successivi utilizzassero lo smart working, vediamo che mediamente sono una quota molto piccola e sono soprattutto concentrate in alcuni settori del terziario, fra cui per esempio proprio l'insegnamento. Ma non c'è solo questo da considerare, c'è anche il fatto che abbiamo problemi non di poco conto per quello che riguarda la banda larga, cioè la possibilità di utilizzare di internet, i wifi e così via,
perché non tutte le zone, non tutte le realtà sono coperte in modo adeguato e quindi noi abbiamo diversi settori, diversi territori per cui il segnale non arriva in modo adeguato. Ma ancora dobbiamo considerare che le nostre case non sono, diciamo così, attrezzate per svolgere attività di ufficio, oltre al fatto che non sono poche le famiglie in cui c'è un solo computer o addirittura non c'è, e quando in questi casi ci si trova ad avere a che fare con un genitore o i genitori a casa al lavoro e il figlio che deve seguire le lezioni da casa, diventa complicato. E quindi è un tema ancora tutto da esplorare, da indagare. E questa pandemia ci ha messo di fronte a tante sfide e spesso ci siamo trovati impreparati ad affrontarle. Questa è una di quelle, cioè non eravamo preparati dal punto di vista delle infrastrutture, delle tecnologie, ma anche proprio professionalmente, umanamente preparati ad affrontare questo, tra l'altro anche in pochissimo tempo, perché da un momento all'altro ci siamo trovati a chiudere tutto e a lavorare da casa. Sì, è così. Questa situazione che adesso si sta ripetendo purtroppo e che ci è piombata fra capo e collo nel giro di pochissimo tempo, in buona misura ha riconfigurato, potremmo dire, i nostri schemi cognitivi, le nostre abitudini, soprattutto per chi ha dovuto o ha lavorato da casa. Proviamo a pensare come è cambiata la dimensione del tempo, nel senso che non avendo più orari di lavoro, i giorni sono diventati tutti uguali, i sabati e le domeniche, cioè in altri termini questa nuova situazione tende a cambiare anche il nostro modo di percepire lo spazio e il tempo, e quindi a questa cosa non siamo stati preparati, e in ogni caso comunque richiederà un cambiamento culturale, per così dire, di lungo periodo. Da questo punto di vista non c'è dubbio che queste modalità di lavoro, per chi, ripeto, le può realizzare, hanno presentato anche dei vantaggi e comunque siano anche in buona misura da perseguire, perché pensiamo solo al fatto che il fatto che diverse persone, molte persone siano rimaste a casa da lavorare ha prodotto degli impatti positivi dal punto di vista dell'inquinamento, per esempio. Il PM10 cosiddetto è fortemente diminuito, il traffico è diminuito, quindi abbiamo anche potuto apprezzare degli aspetti positivi. Però sono molte le cose che devono essere affrontate se si vuole improntare la società e il lavoro da questo punto di vista. Ma il fatto che molti lavoratori e aziende fossero impreparate ha avuto delle conseguenze, delle ripercussioni magari negative sull'attività dell'azienda stessa, sulla produttività dell'azienda, con dei ritardi proprio perché mancavano quegli strumenti per affrontare nel modo migliore lo smart working? Per quello che si sa, in realtà le aziende si sono riattrezzate molto velocemente, anche perché, ripeto, molte di quelle che hanno utilizzato lo smart working in realtà già in precedenza avevano dimestichezza con questi strumenti, nel senso che già li utilizzavano, poco ma li utilizzavano, quindi portare il lavoro dal punto di vista della digitalizzazione è stato quasi un boost, un'accelerazione di realtà che erano già preparate. Diversa è la questione per altre tipologie di aziende, ma su cui l'impatto dello smart working è stato relativo. Pensiamo per esempio a tutto il manifatturiero, dove appunto le tipologie di lavori non si possono rendere immateriali, perché a meno che queste aziende non possano portare a casa dei lavoratori i macchinari, ma capiamo bene che è altamente improbabile, se non impossibile, almeno fino ad oggi con le tecnologie che conosciamo, è evidente che quelli sono rimasti nei luoghi di lavoro.
Andrei via anche veloce, oggettivamente. Professore, io devo interromperla perché è arrivato il Presidente Zaia in sala stampa della Regione Veneto, però io vorrei ritornare su questo argomento anche per vedere se poi le situazioni miglioreranno con il corso del tempo. Quindi io ringrazio il professore e andiamo subito a Marghera dal governatore Zaia. Mi spiace che ancora qualcuno pensi che sia la contrapposizione dell'API Immuni, ma non c'entra niente, nel senso che noi non facciamo georeferenziazione dei contatti, ma ci serve perché chi è a casa con la terapia domiciliare, peraltro vi ricordo che Azienda Zero sta chiudendo la gara per 100.000 saturimetri e quindi abbiamo già approvato il protocollo delle nuove terapie domiciliari. Capite che in tutto questo contesto uno che è a casa con la febbre ogni giorno dice ok, ha tutti i suoi pulsanti sull'applicazione che per noi è già pronta fra l'altro da mesi, aggiustata anche con l'ultimo protocollo, quindi siamo pronti per partire anche con questa. Per quanto riguarda invece poi il tema, c'è l'altro tema che è quello dello stipendio dei direttori, visto e considerato che penso che sia ormai risaputo che abbiamo, come si può dire, i cacciatori di teste hanno poca fortuna con i direttori della sanità nella ricerca, perché comunque c'è il tema degli stipendi che sono assolutamente, diciamo, bassi rispetto al mercato, quindi anche quello è un tema, insomma, che va affrontato. Totale tamponi 2.529.005. Allora, per dirvela tutta, noi abbiamo fatto 17.644 molecolari, vi do le ultime 24 ore. In totale siamo forse a 47.000 tamponi. 20.000. 30.000. 20.000 rapidi più 17.000 fa 47.000. No, 20.000 più 17.000. Sì, 30.000, scusa. 29.000. Anche l'ingegnere sbaglia a volte, vedete. 17.644 molecolari più 30.000 rapidi. 29.000. Considerate che noi facciamo un contingente che va dai 44 ai 45.000 tamponi al giorno. Sì. 48.000 al massimo. Siamo arrivati al punto dei 48.000 massimi. Tanto per dire, no, prendete tutti i piani, ve lo torno a dire, avete sentito tanto di piani strategici, tamponi nazionali, prendete i piani, prendete la quota di numero che vi danno, la dividete per 60 milioni di abitanti, la moltiplicate per 4 milioni e 9 e vedrete che viene fuori una cifra che è metà dei 44.000. Quindi noi abbiamo la coscienza a posto sul fatto che dei tamponi ne facciamo tanti. Tamponi rapidi, vi do un aggiornamento, fatti ad oggi, da quando abbiamo iniziato a contarli, 543.000. 0,99. Vabbè, però questo è un numero così, tanto per darvi un numero. Numero dei positivi. Da inizio crisi, dal 21 febbraio, sono 94.506 e sono 3.605 in più nelle ultime 24 ore. Anche qui vi suggerisco una riflessione che ogni tanto faccio, perché io vedo anche che a livello nazionale, quando c'è dibattito, dicono sempre, ma voi avete 3.600 contagiati al giorno, ma scusate, facciamo 3.600 contagiati con 47.000 tamponi, giusto? Il 21 marzo, che è stata una giornata brutta, ne abbiamo fatti 412 di contagiati, di positivi, scusatemi, con 2.170 tamponi. Ciò vuol dire che 47.000 è più che 20 volte da moltiplicare, giusto? 2.000 su 47.000 sono almeno, quante sono? 23 volte. Vuol dire che i 412 li dobbiamo moltiplicare per 23. Giusto? 4 per 2 è 8. 4 per 3, 12, quindi sono quasi 9.000 positivi, cioè se noi avessimo fatto 47.000 tamponi il 21 marzo avremmo avuto 9.000 positivi. Vedete che siamo a poco più di un terzo dei positivi che trovavamo a marzo. Guardate, questo non è un dato inutile, perché in questo paese ci si sta concentrando sul dato assoluto. Ma la matematica non è un'opinione, prova ne sia che se andiamo a vedere le terapie intensive,
ci dicono guarda che tu non hai ancora raggiunto l'apice di marzo. A marzo, il 29 marzo noi avevamo 356, non ti fidi dei conti? È grave questo. No, non sto facendo il caso, stavo rispondendo a Baschieri che mi chiede cosa stai dicendo e quindi in tempo reale. Allora Baschieri, diciamo che se avessimo fatto allora, a marzo avevamo trovato 412 positivi in un giorno con 2170 tamponi. Se avessimo fatto quel giorno 47.000 tamponi come oggi, per la proporzione che c'è avremmo avuto 9.000 positivi. Cioè a Baschieri diciamo che 412 sta a 2.170 tamponi, come X sta a 47.000 tamponi. Baschieri sa la matematica, risolve la proporzione. E per dire cosa, non è che sto dicendo che sta andando bene, però noi oggi positivi su tampone, proprio a farla grande, ne troviamo metà rispetto a marzo. È meno della metà perché è un terzo, ma 7,7%. ecco, mettiamo che è vuoto per pieno, si va in questa direzione, cioè meno della metà di positivi su tampone. Prova ne sia che il 29 marzo noi avevamo 356 terapie intensive, oggi ne abbiamo 222, 227, adesso ve lo dico anche con esattezza. Oggi abbiamo 227 terapie intensive, eccole qui, più 6. Sui ricoveri invece rispetto al primo periodo abbiamo già raggiunto il culmine dei ricoveri, perché siamo 1947 persone ricoverate, 71 nelle ultime 24 ore, se le sommate ai 227 che sono in terapia intensiva vedete che sono sostanzialmente 2300, quanto sono? 2200, 2002, sì, 2002, anzi esattamente quasi 2002, per 47 o 27. E siamo più o meno sui valori dei ricoverati del massimo storico. E i positivi di oggi sono 57.288, cioè quelli che proprio oggi abbiamo in Veneto in questo istante, abbiamo 57.288 positivi. In isolamento abbiamo 21.271 persone. Il totale dei morti è 2.764 nelle ultime 24 ore più 37. I dimessi sono 5.508. 104 persone abbiamo dimesso. Anche qui, altro dato. Se voi osservate ogni giorno quando dico i dimessi, dico comunque numeri importanti. 70 ieri, oggi 104. Perché? Perché c'è un grande turnover. Qua, che differenze ci sono tra la prima ondata e quella di oggi? Allora, proviamo a chiedercelo. Sicuramente una macchina sanitaria più efficiente, perché comunque abbiamo dei protocolli ormai che sono collaudati, ormai tutto il mondo è Covid oriented, no? È orientato sul Covid, la diagnostica, la clinica, la farmaceutica, tutto è Covid ormai. Pensate, il test rapido nasce con i coreani, adesso abbiamo 30 aziende nel mondo che vendono test rapidi. Tra l'altro vi dico che anche stamattina ho visto e ho provato il fai da te ed è veramente una figata. Se funziona veramente risolviamo un sacco di problemi. Cioè adesso Rigoli lo sta provando in doppio con il molecolare per avere un test, diciamo, per avere un benchmark di controllo, però è di una rapidità unica, è facile da eseguire, ovviamente si basa sui 33 CT, quindi si basa sempre col principio del test antigenico che va alla soglia, quella ritenuta utile, oltre la quale si dice che la carica virale e comunque la contagiosità è non rilevante. Allora, dicevo, diagnostica è tutto, abbiamo visto che positivi su tampone sono almeno la metà rispetto alle percentuali che avevamo. Per capirci, noi avevamo quasi un 20% a marzo di positivi su tampone. Sì, 20% perché erano 400 su 2000 tamponi. Oggi siamo al 7%, 8%. Facciamo la metà, facciamo 10. Abbiamo pazienti diversi.
cioè pazienti che caricano di meno le terapie intensive, questo anche per la grande efficienza dei nostri operatori che non smetteremo mai di ringraziarli, ma è anche vero che il turnover del nostro paziente, cioè il tasso di l'ospedalizzazione media è calata rispetto all'altra volta. Cioè noi abbiamo più turnover, quindi si liberano contingenti. Vedete, se voi prendete il dato dei dimessi, oggi noi abbiamo, guardate, vi do solo un esempio per darvi un'idea. Eccolo qua. Questi sono i ricoverati più 71. Oggi i dimessi meno, cioè abbiamo tolto con i dimessi 104 persone. C'è il bilancio di 30 posti a favore, sono 30 letti liberi nel matching, no? 104 se ne vanno a casa dall'ospedale, 71 entrano in ospedale. Questo è l'unico dato che ci permette un minimo di respirare. Guardate, la pressione è tanta, è alta, e non possiamo basare ovviamente la nostra programmazione sul fatto che i pazienti restino poco in ospedale, perché mediamente adesso ci restano una settimana, a differenza della prima ondata che ci facevano 2 settimane e anche 3 settimane, però ne abbiamo tanti, perché ne abbiamo 2200 ricoverati e ne arrivano tutti i giorni, per cui per questo motivo noi stiamo andando verso la quinta fascia, non ci siamo ancora, voi sapete che avevamo le 4 fasce, la quinta ovviamente poi si esaurisce con i 4.000 posti letto, non mi ricordo più quanto era, ti ricordi? Vabbè, è ininfluente, però insomma il sistema sta ancora tenendo. Perché abbiamo fatto... Ah sì, un altro aspetto che vi volevo dire, scusate, mi è venuto in mente, me l'ero anche segnato, eccolo qua. Altra novità che non si è vista, potremmo darvi anche il grafico se volete, e ve lo faccio anche vedere. Che è un dato epidemiologico non poco rilevante. Se un po' in giallo, non so. I ricoveri dalle RSA, guardate la curva gialla, la vedete? Quella più a sinistra è quella di marzo. Vedete a destra cosa succede? Le operazioni che abbiamo fatto, tamponi ogni settimana, screening, chiusure, eccetera, con tutti i dolori che comportano, ci portano a dire che adesso abbiamo un dato che l'ospedalizzazione a marzo era del 22%, oggi è dell'8%. E se continua così è in linea, se vedete le altre curve, considerate che abbiamo pazienti che sono dei candidati ideali per il virus, è assolutamente in linea con quello che sta accadendo sul resto della popolazione. Nel senso... Scusami, l'ospedalizzazione degli anziani delle case di sì, riposo, sì. 22% a marzo e 8%. Ah, scusami. Se no non sentono. Sì, l'ospedalizzazione degli anziani in casa di riposo era il 22% a marzo, oggi siamo all'8%, che è in linea fondamentalmente, se ci togliamo quella deviazione standard, definiamola così, statisticamente portata dall'età e dalla comorbidità che hanno questi pazienti, è assolutamente in linea con quella di altre categorie sociali con altre target d'età. Questa è un po' la descrizione. Adesso cosa vi ho detto del virus? Noi abbiamo fatto il provvedimento di ieri, io vi ringrazio per averlo riportato su tutti i giornali, per averne dato pubblicità. L'appello che facciamo ai cittadini di stringere i denti e di lavorare in squadra. Il provvedimento non deve essere una sfida per cercare di trovare, che so, faremo l'happy hour a mezzogiorno, perché a mezzogiorno si può stare in piedi, piuttosto che posso inventarmi altre soluzioni funamboliche per dimostrare che comunque c'è ancora vita oltre il buio. Cioè, qui siamo semplicemente a chiamare tutti, è una chiamata di popolo anche a un senso civico e anche di rispetto nei confronti dei pazienti da un lato, ma anche dei tanti nostri operatori che non sono poco in difficoltà negli ospedali. Quindi veramente l'appello che faccio io ai cittadini
Qualcuno ci ha scritto, ma molti scrivono, chiedono informazioni giustamente. Annuncio già che le parrucchiere e le lavanderie nei centri commerciali restano aperte come accade nelle zone rosse. Abbiamo già scritto una FAQ che i negozi di auto restano aperti se non sono medie e grandi strutture di vendita, perché quella è la filosofia. Che poi abbiamo risolto ad esempio un quesito: abito a Padova, ho già un pranzo organizzato a Jesolo, posso andarci? Sì, a mangiare ma non a passeggiare. Allora, a quel punto non è che ti metti in testa che ma io mi faccio la passeggiata, se mi fermano dico che stavo andando al ristorante. Sì, hai scoperto l'acqua calda ma non hai fatto un'azione responsabile e solidale nei confronti di chi sta lavorando in ospedale e di chi sta male. Quindi evitate di fare ste robe. Allora, al di là dell'ordinanza, evitate, adesso tutti i negozi sono chiusi, domenica tutti i negozi sono chiusi, ma noi l'abbiamo fatto per dare, come si può dire, un ulteriore incentivo al fatto di non andare nei centri cittadini, nelle strade affollate per i pedoni, di non andare al mare, di non andare in montagna, di non andare... Allora, mi spiace parlare così, di non andare al lago. Non è il caso in queste 2 settimane, fate questo sacrificio, ne saremo ripagati. Guardate che se cambiamo zona ci chiudono i confini comunali e allora dopo è tutto un altro film. Allora facciamo sto minimo di investimento, non abbiamo chiuso confini comunali, si può andare ancora al bar e al ristorante, potete andare a fare la spesa, andare a fare gli acquisti, non vi mancherà mica una domenica se non andate in piazza Erbe piuttosto che in piazza dei Signori da qualche altra parte. Fatelo sto sacrificio. Ripeto, inutile dire grandi i nostri eroi e poi non aiutarli quando c'è bisogno di aiutarli. Basta, se poi avviso i cittadini ci sono altre questioni da chiarire rispetto alle ordinanze che non possono mai essere perfette, e quindi ringraziamo del contributo positivo tutti coloro che magari ci dicono guarda ci sarebbe sta roba, e non ringraziamo quelli che comunque fanno i cattoni, i censori dell'inutile, perché questo non ci servono, e quindi se qualcuno ha dei quesiti utili li faccia tranquillamente alla protezione civile e noi rispondiamo in tempo reale con una FAQ, e quindi andate magari a leggervi già le FAQ che sono nel sito, in maniera tale che evitate magari di perdere tempo a fare domande, che magari le FAQ sono domanda risposta, e quindi troverete la lavanderia nel centro commerciale, può restare aperta? Sì. La parrucchiera nel centro commerciale o il barbiere può restare aperto? Sì. Perché l'abbiamo mutuato l'esperienza della zona rossa. Io avrei finito. Tosato, come sempre, si è prenotato, Vanzan, Prigioni, Emiliano, Nicolussi. A me viene anche il dubbio che Tosato si prenoti proprio per primo. È sempre primo. Mi guarda con intensità e alto. Cerca di guardare da un'altra parte ogni tanto. Però attira la mia attenzione. Però trovo giusto invece che siano le colleghe magari. Nobile. Grazie Filippo. Tu passi in coda e comincia anche la Vanzan. È in coda, metterai a metà strada? No, ormai va in coda, basta. Grazie Filippo. Buongiorno Presidente. Senta, ovviamente come era prevedibile stanno cominciando ad arrivare tante richieste di chiarimenti e lei stesso ha detto che ci sarà la possibilità di dare delle spiegazioni con le FAQ. Quindi la prima è una domanda tecnica, c'è un indirizzo particolare al quale mandare? E se è sempre lo stesso e se per cortesia ce lo ripetete? Qual era lo stesso? L'ingegnere dovrebbe ricordarlo. Allora, abbiamo il numero verde. Allora, si può o telefonare al numero verde della Protezione Civile che è 800 99 0009, ripeto 800 99 0009, oppure si può inviare una mail a sala.operativa@regione.veneto.it con la domanda. Arriva tutto qua dietro. La domanda avrà risposta direttamente a video, oltre che via mail, quindi verrà utilizzata per tutti.
Bene, restando invece nell'ambito sempre delle richieste di chiarimenti da parte dei vigili urbani, fanno una domanda che può sembrare anche come dire, superflua, però dicono poi alla fine siamo noi che dobbiamo fare le multe, e rientra anche nel senso del senso civico dei cittadini. Se c'è gente al bar seduta che consuma, ovviamente si toglie la mascherina, ma poi rimane seduto a lungo senza mascherina a chiacchierare, cosa deve fare il vigile urbano? Fa la multa? Ma guarda, io spero che di multe non se ne facciano, perché i cittadini capiscono che quando hanno finito di degustare un vino o una bibita o dell'acqua si rimettono la mascherina. Cioè il fatto di restare seduti al tavolo non esonera dal portare la mascherina, altra roba che non si vuole capire. Quindi la mascherina, c'è scritto in ordinanza, si toglie solo per ovviamente per mangiare, per bere, per fumare, e dopodiché uno se la rimette. Non è che è la patente di star senza mascherina perché sei seduto a un tavolo. Questa invece è una domanda più politica e riguarda tutte le attività che con questa ordinanza avranno delle restrizioni, quindi la chiusura dei centri commerciali il sabato, la chiusura di tutti i negozi la domenica, le stesse limitazioni per i bar dovendo consumare da seduti. Avete avuto segnali dal governo per quanto riguarda i ristori? Sì, cioè, il governo è iniziata un'interlocuzione anche per questo, perché a me sembra strano che poi non si vada a una soluzione, visto considerato che ci sono 3 regioni che hanno firmato la stessa ordinanza, ci sono l'intesa del Ministro della Salute, c'è sostanzialmente un atto di responsabilità da parte di queste 3 regioni che comunque, se non fosse stato adottato, sarebbe arrivata a una zona, magari, o arriva a una zona diciamo di colore diverso, che prevede le misure del governo, perché comunque il Presidente del Consiglio è stato chiaro nelle sue conferenze stampa. Chi avrà misure restrittive avrà ristori, e penso che debbano essere assolutamente ristorati. Allora, i centri commerciali erano già chiusi, sono le medie strutture di vendita, gli outlet che vengono chiusi, e poi abbiamo i negozi la domenica. Poi non so quanti fossero aperti la domenica, ma comunque quelli che erano aperti la domenica possono anche avanzare delle richieste. Bene, Prigioni Antonella. Buongiorno Presidente, ciao. Buongiorno a tutti. Questa mattina la protesta degli infermieri a Padova, lamentano mancate assunzioni, che mancano i dispositivi di protezione e che molti sono appunto in quarantena per il virus. Che cosa risponde? Guardate, a me non risulta che manchino i dispositivi per la protezione. Ce l'hanno detto appunto oggi. No, guardate, a me non risulta, anche perché guardate, sono soggetto attuatore. E non lo dico contro di loro, lo dico che se hanno contezza di questo ci devono dire in che reparto mancano, perché la distribuzione viene fatta in base alle richieste di ogni primario, ma non da oggi, da mesi. Cioè, siccome il magazzino è un magazzino pauroso dei dispositivi, per evitare proprio che ci siano questi casi, noi abbiamo la scheda di ogni reparto con il fabbisogno, e viene distribuito dalla direzione generale ai diversi reparti. Se questi signori hanno contezza di questo, sarebbe meglio, invece che parlarne genericamente, che dicessero in che reparto mancano i dispositivi. Più che mancano, segnalavano che stanno anche finendo. Ecco. No, i dispositivi, è ancora più grave, non stanno finendo. Abbiamo 29 milioni di pezzi in magazzino e abbiamo scorte per mesi. Se poi stanno finendo nel reparto, allora ci dicano in che reparto. Il magazzino di Azienda Zero non ha problemi di dispositivi, però anche voi avete un obbligo, perdonatemi, di andare fino in fondo in questa verifica. Perché non può passare l'idea che basta dire che mancano dispositivi. Siccome noi abbiamo visto cosa abbiamo speso e che magazzini abbiamo, se li abbiamo verificabili all'istante, mi spiace che non ci sia più l'ingegnere Fattori, perché vi direbbe tutto. Allora io invito chi ha detto queste cose a dirci qual è il reparto, non l'ospedale, il reparto. Certo. Perché noi ragioniamo per reparti, fate un po' voi. Grazie. Prego.
Presidente, buongiorno. Quindi scusami, io mi aspetto che mi dite il reparto. Infatti adesso stavo scrivendo alla collega che era lì a seguire la protesta. Perché domani io sarò qua e anzi farò in modo anche di portare l'azienda zero o il preposto per la distribuzione che vi dice le quantità, e se mi dite il reparto oggi, visto che, come si può dire, tra galantuomini, se mi dite il reparto oggi, domani vengo anche a dirvi quanto è stato consegnato a quell'ospedale in quel reparto. Figurate se noi mettiamo in discussione i dispositivi dopo la tragedia che abbiamo subito a marzo-aprile. Presidente, mi permetta di tornare, anche se lei ha un po' anticipato che le risposte insomma arriveranno a breve, le posso chiedere, mi sembra di tornare un pochino indietro con le scuole di danza, la memoria. Ma tu sei davanti 3 mesi a parlare delle scuole di danza e poi non basta, dopo non si è fatto niente. Ti ho già rubato la domanda. No. Le ricordo che oggi è la giornata della gentilezza. È per quello che non mi chiedi la scuola di danza. No. Senta, le volevo chiedere invece delle famose fiorerie, visto che comunque sono quei famosi temi importanti che tornano appena lei chiude e arrivano subito. Anche delle fiorerie chiedevi sempre. Delle persone, esatto, la famosa battaglia dei fiori. Qua c'è un conflitto di interessi. E anche del mondo della telefonia, perché ricordo in passato ci fu un po' anche lì un po' maretta su queste categorie. E chiudo. Quanto fatto fino ad oggi seriamente crede possa bastare, visto che siamo sempre lì con la spada di Damocle sui famosi passaggi di fascia? Emiliano, parto dalla fine. Io non ho la sfera della verità in mano, so semplicemente che tra non far niente e fare è meglio fare, e sicuramente qualche risultato ne viene fuori. Se ci mettiamo tutti d'impegno possiamo fare ancora di più. Se stiamo lì col pezzo di carta dell'ordinanza a capire se possiamo stare al tavolo senza mascherina a chiacchierare, perché comunque, a parte il fatto che se si legge bene non si può, oppure si possono fare le passeggiate con la scusa che stavo andando a comprare le sigarette o andavo al pranzo di pesce, a quel punto ragazzi io lunedì farò un bilancio e dirò: bene, avete scelto che il Veneto deve andare in questa direzione, attenderemo qui sulla riva del fiume il cambio di zona, così poi non vi muovete più dai confini comunali, ma non per cattiveria, perché accadrà questo, non dipende più da me a quel punto. Per quanto riguarda fiorerie e esempi, purtroppo sono chiuse, ma sto parlando della domenica, perché la chiusura della domenica o nei centri commerciali il sabato e la domenica, nelle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica. Le posso chiedere un'ultima cosa? Prego. Ieri intervistavo il professor Vianello e mi spiegava, tramite le sue parole, mi faceva percepire un forte disagio da parte di tutto lo staff sanitario, quindi in maniera generalizzata, spiegandomi che quello che vedono in giro questi medici per le strade toglie loro quella carica, quell'energia che gli dà appunto la forza di combattere quotidianamente. Anche voi, dal vertice appunto regionale, vedete questo, avete sentito appunto tra i medici questo sconforto? Ma guardate, volete che vi dica l'impressione che ho io quando entri in un supermercato e vedi ancora gente che entra senza mascherina? O quando vedi in TV o anche le persone che girano perennemente con la mascherina. Ho visto un sanitario fare un'intervista su una TV nazionale e ha fatto tutta l'intervista con la mascherina così, con scritto medico. Io mi domando, ma che esempio diamo? Allora io penso che noi, cosa volete? Noi non abbiamo neanche il diritto di demoralizzarci, dobbiamo andare avanti, perché la sanità è fatta di 2 grandi pilastri, che è quello degli operatori che somministrano salute e cure, e quella di chi nel back office, cioè dietro, organizza tutto. Cioè il professor Vianello, i CPAP, i caschi eccetera, piuttosto che i 1000 respiratori dagli intensivisti, i diffusori, le pompe, i monitor, i letti nuovi, le mascherine, i dispositivi, i camici, se non c'è dietro il nostro lavoro non arriva nulla, perché loro giustamente, ma ci mancherebbe, loro devono essere riforniti e dietro c'è tutta un'organizzazione. Stamattina abbiamo passato la giornata ancora per parlare di letti, di posti letto, di creare ancora opportunità,
e di personale che non se ne trova. Prima ho sentito dire che non assumiamo, non è che non assumiamo, non se ne trovano. Cioè dico, se c'è qualcuno che ha infermieri liberi, scrivete, noi li assumiamo subito. Si finisca con questa leggenda metropolitana che non assumiamo gli infermieri. Non ce ne sono, o meglio, gli unici che sarebbero disponibili sono quelli che già lavorano in alcune strutture che ci fanno venire l'ansia, e sono le case di riposo. Cioè non è una soluzione fare il concorso per trasferire gli infermieri delle case di riposo all'ospedale, perché spostiamo il problema da un posto all'altro. E quindi stiamo cercando con un equilibrismo pauroso di far gare, per dire, noi abbiamo una lista anche di operatori, di medici, ne parliamo tutte le mattine, perché facciamo le manifestazioni di interesse, si chiamano, no? E poi diamo le ULS per scorrere i nomi. Ma uno ha un problema, un altro non può, uno ha già trovato lavoro, l'altro ha trovato un altro lavoro, cioè, questa è la storia. Cioè, stiamo parlando di occupazioni che vanno bruciate sul mercato. Provate ad avere un anziano non autosufficiente in casa e cercare assistenza, a vedere cosa vi tocca fare, perché a volte io penso che qualcuno non si rende neanche conto di cosa c'è in giro. Quindi ha ragione il professor Vianello, ma ne ha da vendere, come tutti gli operatori. Cioè, i cittadini devono cercare di far squadra, è come curassero anche loro un paziente, solo nel comportarsi bene, con rispetto delle regole. Prego. Allora, visto che è stato cavaliere, siccome vedo che soffre, inserirei un tosato e proseguirei con Nicolussi e Marchiori. Beh, insomma, veramente non soffrivo affatto, però comunque no. Allora, per quanto riguarda l'andamento della curva, no? Io faccio sempre questa domanda perché insomma credo che interessi ai cittadini. Poi ho un dettaglio da chiederle invece sulle aperture. La curva continua a dare segni coerenti con la previsione di avvicinamento al picco? Sì, e io vi abbiamo detto, l'ho detto anche in più occasioni, abbiamo parlato di metà novembre, 15-20 novembre, noi speriamo che si arrivi all'apice, poi vedremo quanto durerà questo apice, perché non è che dura un giorno e poi comincia ad andare giù, no, certo. Può durare anche settimane, certo. Far tutto e poi iniziare, staremo a vedere. Si può sperare in un inizio di discesa alla fine di novembre? Noi speriamo sempre, la speranza è l'ultima a morire. No, ma voglio dire in base non è che fa così, cioè, abbiamo ancora il trend non c'è, perché le curve sono sempre curve che ci dicono di dormire preoccupati. La domanda nel dettaglio che è arrivata e che ricorda quella appunto di questa primavera è se i garden center nel fine settimana, altro leitmotiv, sono chiusi? Aperte, sono chiusi. Sono chiuse tutte le attività. Guardate, è un sacrificio, cioè, fra l'altro abbiamo voluto ho voluto farlo per 2 weekend, c'era la possibilità di arrivare anche fino al 3, poi ho detto facciamo 2 weekend e vediamo come va. Ragazzi, io non ho altre soluzioni, questo è un sacrificio, se uno va in terapia intensiva lo fa molto più grande il sacrificio. Lei ritiene che senza questa ordinanza la soglia arancione sarebbe stata raggiunta rapidamente? No, io ritengo che senza un comportamento compatibile con il momento storico e sanitario che stiamo vivendo, inevitabilmente si va al collasso della sanità. Cioè, per assurdo, se tutti se ne strafregassero delle regole e facessero festa come se non ci fosse un domani, noi nel giro di 15 giorni penso che gli tiriamo a botte la sanità, che c'è, per tornare a rimettersi in piedi ci mettiamo mesi. Grazie. Prego. Nicolussi e poi Marchiori. Dunque, eccomi qua. Guten Tag. Buongiorno. Guten Tag. Vorrei
sapere, è stato accennato all'inizio, l'aumento di stipendio per i direttori generali è lo stesso del disegno di legge che aumenta quello del direttore generale della sanità, cioè da 166.000 a 240.000, o è diverso? Il tetto, sì. Il tetto fino a... Sì. Anche per i DG è così? Fino a. Quindi 166, 200. Sì, che non vuol dire che si va a quelle cifre, però questo ci permette nell'attività di scouting sul mercato, ad esempio anche per il segretario regionale, di avere un minimo di potere contrattuale, perché così funziona. Okay. Poi l'altra cosa che mi interessa molto è questo: il Ministero della Salute ha annunciato che entro fine gennaio comincia la vaccinazione delle fasce a rischio e degli operatori sanitari, quindi l'Italia per il momento ha firmato per l'acquisto di 27 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, alle quali poi dovrebbero aggiungersi altri 13 milioni e mezzo, per un totale di 40 milioni e mezzo, il 13,5% rispetto alla quota mondiale. Sì. Volevo capire, rispetto a questa prima quota, il Veneto ha sempre l'accesso dell'8%, oppure vi hanno già detto quanti ne spetteranno al Veneto? Allora, intanto posso dire questo, poi mi sono già messo d'accordo, dottoressa Russo, che faremo un incontro magari la prossima settimana, ufficiale per tutti voi, perché ci sono ancora alcune notizie che non sono validate, definiamole così, no? Per evitare di dirvi cazzate. Posso garantirvi che già sulle quote siamo su altri numeri, molto più alti. Cioè? Nel senso che non ci sono altri contingenti dei numeri che ho visto io, non ci sono solo i 27 milioni, i 13 milioni, ma poi ci sono, voi sapete, questo vaccino, almeno questo vaccino, ha il doppio, ha richiamo. E la dottoressa Russo è in rappresentanza di tutte le regioni, sempre a dimostrare, insomma, il peso e il valore dei nostri professionisti. Ne sono rimasti pochi, ma insomma quei che abbiamo cerchiamo di far rappresentare bene il Veneto, e quindi vi parlerà un po', in queste ore non può ancora anticipare, però siamo sul pezzo, lo siamo sia sul fronte delle dosi che sul fronte di tutta l'organizzazione, perché capite, un discorso è fare 1.300.000 vaccinazioni, 1.330.000 come quello dell'antinfluenzale. Fra l'altro è arrivato sostanzialmente tutto, è arrivato 1.217.000 dosi, sono già arrivate. Anzi, se volete ve lo dico anche con esattezza. Di antinfluenzale abbiamo 1.100.000, scusate, ho detto giusto, 1.127.000, sono arrivati in 3 lotti, una da 400.000, una da 20.000 e una da 707.000, ne avevamo 1.330.000. L'ultimo tranche me la sono 707.000, ne avevamo comprate 1.330.000, stati i primi in Italia a comprarli, sì. Ce ne stiamo approvvigionando di altre 50.000 dosi e altre 5.000, diciamo per quelli più a rischio, no? Sì. E quindi sarà quello adiuvato. Di fatto da noi il vaccino su 1.330.000, 1.127.000, capite che è quasi tutto arrivato il vaccino. Adesso finiamo la distribuzione e la somministrazione. Per quanto riguarda invece il Covid, premesso che adesso stiamo parlando sostanzialmente, mi sembra di aver capito, di 1-2 aziende che cominciano Pfizer e poi si vede sul mercato, probabilmente poi arriveranno anche altri prodotti. Adesso siamo sulla Pfizer, così non capite che lo sforzo organizzativo è altissimo, sì. Perché il piano di vaccinazione va fatto in poco tempo e va fatto cioè è come fare tamponi, no? È una macchina paurosa dove ci sono siringhe, ci sono aghi, dove sembrano cazzate, ma stiamo parlando di milioni di pezzi, di postazioni, di registrazioni. Non è escluso che poi magari la nostra vaccinazione diventi anche un pass, no? Voi provate a pensare. Oggi chiediamo il certificato del tampone, la dico io, cioè non è. Domani qualcuno ti chiederà, ma tu sei vaccinato? Non sappiamo quante ne arriveranno a noi ancora. No, okay. No, però di certo arriveranno in dose massiccia. Okay.
E l'ultima cosa è una richiesta che arriva dagli insegnanti di educazione fisica. Sì. Loro dicono: noi ci eravamo organizzati e sì, ora, è vero. Siamo riusciti a fare lezioni all'aperto, portavamo i ragazzi in bici, facevamo lezioni all'aperto. Adesso invece i ragazzi devono stare 2 ore più in classe e noi dovremo insegnare qualcos'altro. Ecco, c'è la possibilità di un'apertura per chi fa educazione fisica all'aperto? Ma guardate, allora, premesso che poi all'aperto fino a un certo punto ci vai, perché poi arriva anche la brutta stagione, non è che puoi sempre contare sul fatto che puoi andare a fare educazione fisica all'aperto, però al di là di questo voglio spiegare bene quel passaggio dell'ordinanza. Strumenti a fiato, canto e attività motoria nelle scuole. Allora, queste sono 3 indicazioni che arrivano dalla comunità scientifica. Noi non abbiamo l'autonomia scolastica, per cui non ci permettiamo di andare a dire a scuola metti in off tutte le attività fisica o il corso di canto o di flauto. Tant'è vero che nell'ordinanza c'è scritto previa autorizzazione del CTS. Siccome ce l'hanno posta gli scienziati, e comunque lo dice l'OMS, lo dice l'ISS, che i grandi focolai in giro per il mondo nascono in questi contesti, quelli dei cori, gli strumenti a fiato, cioè, ormai è letteratura scientifica, noi l'abbiamo messo in ordinanza, tra l'altro l'abbiamo messo in ordinanza, se il CTS si esprime, ne abbiamo parlato anche con il ministro Azzolina, se il CTS si esprime favorevolmente l'ordinanza è efficace, se no sta parte resta nel limbo. Però nessuno può dirci che non ci siamo premurati di dar corso a un'indicazione scientifica di prevenzione che ci è stata più volte segnalata onestamente. Okay. Posso chiedere l'ultima cosa sulla banca del sangue, come sta andando il reclutamento di altri pazienti? Bene. Perché vedo gli appelli anche delle USL, abbiamo ancora scorte? Guardate, questo è un mio pallino, la banca del plasma l'ho inventata io. Plasma, scusate, se no poi mi bacio. No, ma avevo capito, me la sono inventata io come operazione. E è un pallino, stiamo spingendo ancora sul reclutamento, addirittura modificandolo un po', nel senso che non andiamo più a scrivere a casa all'ex guarito, all'ex ammalato, scusate, ma cerchiamo di intercettarlo già col centro trasfusionale alla dimissione. Voi sapete che dobbiamo fare 2 fasi, una fase di raccolta per fare la titolazione anticorpale, quindi capire quanta carica anticorpale ha, e poi il prelievo di 600 grammi per farne poi 3 sacche per 3 infusioni, lavorare il sangue e tutta la storia. I nostri riferimenti sono la dottoressa De Silvestro, su questo non si discute, però abbiamo più realtà perché c'è Padova ovviamente con le emoteche, poi c'è Vicenza e c'è anche Verona, l'azienda ospedaliera di Verona. Per ora noi abbiamo sacche, ne abbiamo consumate tante, però come dicevo io a maggio la banca del plasma ha il senso di avere il sangue quando ci serve, perché quest'estate non abbiamo raccolto, non avevamo pazienti, anche se qualcuno diceva che eravamo pieni di pazienti ammalati, ma noi non ce li avevamo. Adesso da settembre abbiamo iniziato ad avere ancora, tanto è vero che adesso la fase dei test, ne parlavo anche stamattina con Rigoli, è molto più immediata perché il tampone rapido, tanto per dirvi una roba, per noi è stata un'avventura riuscire a avere massa critica per testarlo, perché è stato testato d'estate. Oggi invece i test li facciamo, mi diceva Rigoli, ne fa una 50 al giorno e li testa, capite che giri numeri molto più velocemente. Ok, grazie. Prego. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente, ho una domanda tecnica, poi Sì. una più delicata. Allora, la prima riguarda un imprenditore che vende mobili in uno showroom di circa 3.800 metri quadrati e vuole capire... Media. Sarà media, sì. No, io non me ne intendo. Media struttura deve chiudere il sabato. Ecco, perché lui dice che il sabato è il giorno in cui ha maggior lavoro e quindi rientra nella media grande, quindi chiude. Okay. Se la classificazione è questa, sì, mi spiace, ma non è un'angheria, ragazzi, lo so, sono 2 sabati importanti, ma io non avevo altre soluzioni. Va bene. Noi non avevamo altre soluzioni, siamo in 3 regioni e abbiamo fatto questa scelta. Considerate che gli altri chiudono tutto, cioè, vorrei ricordarvi questo. Ok, c'è invece quest'altra questione più delicata che ci arriva da Padova. Sì. Allora, ci sono delle persone, dei fratelli, hanno la mamma gravemente malata e terminale che è ricoverata al Sant'Antonio e ci hanno detto che
mentre fino a ieri potevano fare le visita anche 10 minuti al giorno, ora gli viene impedito. Lo si può fare solo su appuntamento, cioè hanno detto che non li stanno più facendo andare. No, si può fare solo su appuntamento, non vuol dire che è impedito. Sì, ma non possono più andare tutti i giorni. Quello che loro ci hanno segnalato. Allora guarda, questa risposta a me non risulta che abbiamo dato disposizioni così restrittive, però questa risposta domani te la do ufficialmente o te la faccio dare, se vuoi, anche dal dottor Scibetta, anzi no, dal dottor Flor Sant'Antonio, e quindi se mi ascolta magari il dottor Flor, magari o qualche suo collaboratore, magari vediamo di far dare velocemente una risposta. Se poi ci lasci i nomi faremo una verifica. Va bene, grazie. No, grazie a te. L'ultima domanda invece riguarda alcune dichiarazioni che sono state fatte dal sindaco di Jesolo, Valerio Gioggia, in merito alla sua ordinanza. Ha detto che ci voleva più coraggio, una scelta meno impopolare, perché ad esempio lui come li gestisce, dice 15 km di arenile, secondo lui bisognava evitare gli spostamenti tra comuni. Lei come commenta? Ieri lei questa cosa l'ha commentata, siamo in fascia gialla. Oggi diamo la stessa risposta? Cioè siamo in fascia gialla, se chiudiamo i confini comunali andiamo in un'altra fascia. Guardate, noi non abbiamo la presunzione di essere perfetti, non abbiamo la presunzione, anche perché nessuno ce l'ha, di fare dei provvedimenti che vadano a genio e che siano la perfezione fatta carne. Cioè non biasimo il sindaco, non biasimo nessuno, ognuno ha i suoi problemi. Noi abbiamo 2200 pazienti in ospedale e se tutti si comportassero bene non staremmo qui a parlare di Covid. È più importante la mia argomentazione. Nessuno darà colpa al sindaco di Jesolo se Jesolo domenica sarà piena. Vorrà dire che i cittadini non capiscono l'importanza di quello che stiamo dicendo. Cosa volete che vi dica? Nessuno andrà a dire al sindaco che è colpa sua perché ci sono i cittadini. L'appello è di non andarci, punto e basta. Va bene, grazie. Dopo, per carità, il sindaco può fare anche, i sindaci possono fare anche ordinanze accessorie, no? Può dire è vietato l'accesso alla spiaggia, è vietato l'accesso al lungomare, fa un'ordinanza e tutti quelli che si avvicinano li multa. Non è che i sindaci Se non ricordo male era successo qualcosa di simile in primavera. È probabile, non lo so, ma guardate, questa non è una sfida tra regioni e sindaci. Io ringrazio tutti i sindaci, tutti, veramente tutti, per la collaborazione e per la comprensione. Ieri mi ha scritto il sindaco di Oderzo, che capisco, dice io ho un mercato così grande, è difficile fare la perimetrazione. Fate quello che potete, alla fine se i cittadini capiscono qual è il problema, non serve neanche mettere la cordella di perimetrazione, capiscono da soli che al mercato bisogna stare molto attenti a non creare ammassamenti. Alda aveva ancora una domanda, se qualcun altro le ha, se no chiudiamo. Sì, la domanda è perché prima, Presidente, lei rispondendo a una domanda ha detto lunedì farò un bilancio, cioè è previsto quindi un briefing valutando tutto quello che è successo sabato, tutto quello che succederà domenica? Ne parleremo anche con voi, perché per me è fondamentale, perché tanto vero ho voluto, sapete, a questo punto la palla passa ai cittadini, non è che abbiamo tante alternative. Noi non possiamo pensare di mettere in piedi uno stato di polizia, peraltro io concettualmente sono contrario a queste robe, per cui noi le indicazioni le abbiamo date, abbiamo cercato anche di metterle nero su bianco, per questo trovo a volte assurdo quelli che mi dicono ma però l'ordinanza mi permette, allora vuol dire che non hai capito niente. È come quello, no? Avete presente quello che dice non si può andare a 100 all'ora sulla carreggiata, ma a fianco c'è la corsia di emergenza, vado a 200 all'ora perché c'è scritto carreggiata e a fianco c'è la corsia di emergenza, allora lì posso correre perché vi siete se ragioniamo così non finiamo più. È chiarissimo, Presidente, ma se lei lunedì farà un bilancio dei dati del fine settimana, sarà per capire o anche per porre dei correttivi? No, guardate, sarà per capire e per essere chiaro con i veneti. Questo punto stampa lo utilizziamo per parlare con chiarezza ai veneti. L'appello che faccio io, sabato e domenica, evitate di andare nei centri cittadini, al mare, in montagna, al lago, dove c'è assembramento, dove ci sono feste, dove ci sono robe organizzate, dove capite che vi mettete a rischio. Punto.
perché poi nei nostri contact tracing, nella ricostruzione dei contatti, abbiamo un leitmotiv, si arriva sempre lì. Ero a quella festa, ero a quella roba, è sempre così. Nicolussi, poi mi pare che possiamo chiudere, grazie. Sì, volevo fare un'ultima domanda. Mi pareva che ci fosse grande difficoltà per il contact tracing e che quindi il professore Lanzarin avesse chiesto ai rettori con una lettera la possibilità di utilizzare gli iscritti ai primi anni di infermieristica per il contact tracing. Volevo capire se siete riusciti a potenziare il personale, perché ci sono delle segnalazioni di persone positive che devono aspettare anche una settimana per il tampone. Ma guardate, allora il vero tema qual è? Il vero tema è che chi ha un positivo in casa deve mettersi in quarantena, punto. Ma questo lo diciamo perché tanti ad esempio ci scrivono che sanno di persone che sono da quarantena e vanno in giro. Sarà capitato anche a voi qualche segnalazione. Quindi hai un convivente positivo, quarantena 10 giorni. Dopo, in linea teorica, se non arrivasse mai nessuno col tampone, dopo 10 giorni uno comunque la sua quarantena l'ha fatta. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo un po' vittime del nostro modello, siamo stati talmente bravi che adesso con 47.000 tamponi al giorno, immaginate, troviamo 3.500 positivi, i quali avranno i loro contatti, cioè come un panettone, no? Lievita sempre di più. Stamattina abbiamo spinto ancora con i direttori per fare delle fasce e l'ingegnere Fattori per domani le rende operative di Covid Point in giro per il Veneto, con aperture dalle 6-7 del mattino per tutta la giornata. E in alcune realtà funzionano anche perché è come quando vai al supermercato, no? La prima volta vai e dici ho trovato un casino boia, poi quando capisci come funziona, se hai fretta sai anche a che ora andare, no? Funziona sempre così. Dall'altro è vera sta storia del ragionamento che stiamo facendo con la scuola di medicina, ed infine i medici di base. C'è un'adesione oggi del 28% di medici di base, fanno circa 2.000 tamponi al giorno, io ringrazio già chi da subito si è messo a disposizione. Annuncio già che stamattina ragionando con l'assessore Lanzarin e con la dottoressa Ghiotto ho dato a disposizione che si diano 100.000 tamponi della regione, perché voi sapete che i medici di base fanno i tamponi in virtù di un accordo nazionale che stabilisce le cifre e tutto, ma per i tamponi che poi dà il governo ai medici di base. Ho detto guardate, in questa siamo in emergenza. Sì, sono 35 tamponi a testa da qui a fine anno. Lasciamo perdere tutti i ragionamenti, siamo in battaglia non ci si gira mai indietro, si guarda avanti. 100.000 tamponi del Veneto a disposizione ad esaurimento. Dopodiché andremo a fare anche noi una contrattazione, perché non possiamo, cioè per noi è insostenibile, i 18 euro sono insostenibili da qui all'infinito. Però insomma penso che i medici di base sono sempre dimostrati, come si può dire, a nostro fianco in queste battaglie. Spero che ci sia adesione, cioè se 100.000 tamponi ulteriori oltre ai 64.000 del governo, comincia a essere una bella massa critica. Poi siamo qui, insomma staremo a vedere. E penso che questo sia un ulteriore bel segnale. Loro fanno, vi ho detto, 28% di adesioni su 3.150 medici di base e fanno 2.000 tamponi al giorno. Poi stiamo parlando delle farmacie, stiamo chiudendo con i pediatri di libera scelta, è tutto in progress. E sui veterinari ho mandato la lettera al governo per l'autorizzazione. E apriti cielo per aver parlato di veterinari, ma se le robe andassero veramente male dovremmo chiedere al vicino di casa di farci il tampone. E poi c'è ovviamente, ragazzi, se funziona il fai da te, va risolto il problema alla base, perché a quel punto è un tema di senso civico e basta. Quindi ricapitolando, con i pediatri di libera scelta state chiudendo la porta. Il tavolo è aperto, spero si chiuda velocemente. Okay. I veterinari aspettate l'autorizzazione del Ministero, dentisti e farmacisti? Stanno sempre andando avanti le convocazioni da parte della Ghiotto, dell'assessore Lanzarin, Ghiotto Russo. Presidente, ma il 28% dei medici di base mi pare una percentuale modesta rispetto a... su 3.150, ma siamo all'inizio, vedrete che saliranno.
saliranno, ne sono convinto di questo, figuratevi. Cioè, adesso considerate che abbiamo messo a disposizione con l'ANCI, ringrazio il sindaco Conte e tutti i sindaci, eventuali strutture comunali, la protezione civile, la Sore Bottacin, con i volontari, eventuali drive-in volanti per far... Cioè, dobbiamo diventare un formicaio con la storia del testing, no? Questo è quello. Allora, tutti fanno i teorici, noi siamo i pratici, dobbiamo farli. Ce li avete davanti quelli che devono fare i tamponi. Non ho capito, mi scusi, questa cosa dell'incremento dei Covid point. Di cui sì, nel senso che abbiamo dato disposizioni di incrementare le fasce orarie e anche i punti, in maniera tale da diluire sempre di più i punti nevralgici. Capite? Noi abbiamo, è un fiume in piena quello dei tamponi. E per fortuna che abbiamo i rapidi. Cioè, voglio ricordarvi che i molecolari già oggi il risultato non ce lo danno in 5-6 ore, c'è qualche giorno. I rapidi almeno lo fai e il risultato è finito lì. Grazie. Grazie a voi, grazie mille. Buongiorno. È terminata la conferenza stampa del Presidente Zaia, che ha fatto il punto della situazione come di consueto, mostrando gli ultimi dati per quanto riguarda i positivi nella nostra regione, e poi è tornato anche sull'ordinanza in vigore da domani, rispondendo ad alcune questioni che erano state poste proprio dai cittadini per specificare alcuni aspetti dell'ordinanza, anche se poi l'appello ripetuto più volte dal Presidente proprio è tornato il governatore. Si fa il test molecolare, il test molecolare dà dei CT, quindi ci dice in che target è quella carica virale, e a fianco ci facciamo il test fai da te e vedremo dove è positivo, cioè dove è come test molecolare e dove no. Ovviamente con i CT sopra il 33 non li prenderà perché è un test antigenico, ma tutto quello che è carica virale dovrebbe prendersela. Per ora funziona. Se funzionerà, dov'è che lo troveremmo dopo? Lo distribuiamo in farmacia. Cioè lo fate voi come regione o ci sarà un produttore? Sul mercato, a parte il fatto che devo dirvi, noi siamo stati i primi a lavorarci sopra, però adesso comincia a esserci oggettivamente movimento sul mercato che ci propongono prodotti. Ovviamente sono prodotti che non sono certificati, vanno certificati. Questo invece, insomma, adesso stiamo vedendo, insomma, dopodiché coinvolgeremo il Ministero per capire se ci autorizza oppure no, questo è ovvio. Presidente, mi scusi, ne approfitto del suo rientro. Per quanto riguarda i Covid hospital, il Ministro Boccia ha detto uno per provincia. Sì, ho dato un mandato ai direttori di già iniziare a intercettare un Covid hotel per ogni provincia. Ovviamente in via informale, visto considerato che è un impegno che poi si prenderà il governo, ma almeno di non trovarsi all'ultimo minuto e andare in cerca dell'hotel perché abbiamo i soldi, è meglio trovare l'hotel e dopo farci mandare i soldi. Ok, grazie. Vi dirò che noi abbiamo già fatto anche l'anno scorso, quest'anno, prima fase della Convenzione Federalberghi, insomma, cioè, non è una materia avulsa della nostra operatività. Grazie. L'ultima puntualizzazione, lo avete sentito, del Presidente Zaia, perché nel corso della conferenza stampa ha detto di aver provato proprio questa mattina il test fai da te e dice che proprio ha spiegato come il dottor Rigoli lo stia sperimentando, stia proseguendo la sperimentazione in parallelo con il test, con il tampone molecolare per verificare l'efficacia di questo test fai da te, e sembra avere al momento ottimi risultati, e quindi se verrà poi validato potrà essere messo sul mercato a disposizione dei cittadini. Questo il chiarimento che il Presidente ha fatto di fronte all'ultimissima domanda dei colleghi mentre stava per uscire. Come detto, è tornato sull'ordinanza, ma quello che il Presidente ha rivolto ai cittadini è stato l'ennesimo appello alla responsabilità, e quindi ha detto cerchiamo di non prendere in mano l'ordinanza
l'ordinanza cercando una via di fuga per raggirare quelle che sono le misure. Cerchiamo di comportarci bene, evitiamo gli assembramenti, evitiamo quindi la vasca in centro e cerchiamo il più possibile di portare pazienza ancora per 2 fine settimana, perché l'ordinanza, ricordiamolo, che sarà in vigore fino al 22 di novembre, e sperando appunto che la curva dei contagi diminuisca. Io ringrazio già il presidente di Confcommercio Ascom di Treviso, Capraro, che vedo già in collegamento. Buongiorno Presidente. Buongiorno, lei è sempre puntualissimo, le chiedo un attimo di pazienza perché vorrei mostrare ai telespettatori, nel caso se lo fossero persi durante la conferenza stampa del Presidente Zaia, il bollettino di questa mattina di Azienda Zero che parla di 2.345 nuovi positivi rispetto a ieri, ma complessivamente sono 3.605 nuovi positivi in Veneto, e il Presidente Zaia è tornato però a raffrontare questo dato con il numero di tamponi eseguiti, quindi 3.605 positivi rispetto a 47.000 tamponi eseguiti, e questo raffrontato con i dati di marzo, ha spiegato Zaia, significa che abbiamo circa meno della metà dei positivi sui tamponi rispetto ai dati di marzo. Per quanto riguarda i ricoveri, si registrano 71 nuovi ricoveri in area non critica, sono 1947, quindi superato il limite, il livello della scorsa primavera, ricoverati in area non critica, e 6 pazienti più invece nelle ultime 24 ore nelle terapie intensive, e purtroppo si registra un altro incremento significativo nel numero di decessi, perché sono 37 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Veneto, e però ci sono anche i dati buoni che riguardano i dimessi, e anche oggi si parla di 104 dimessi, e questo rappresenta il turnover che si ha rispetto alla prima ondata. In questa seconda ondata, come ha detto più volte il Presidente nelle conferenze stampa, i ricoveri hanno una durata inferiore, perché le cure, insomma, si sa che cure fare, quindi i ricoveri, le persone fortunatamente rimangono per un tempo ridotto ricoverate in ospedale. Il Veneto però si sta avviando verso la quinta fascia, quelle 5 fasce individuate dalla Regione, presentate settimane fa, si sta avviando verso la quinta fascia, che prevede una riorganizzazione nuova delle attività ospedaliere, inevitabilmente proprio per accogliere i pazienti Covid. Ha poi parlato di vaccini e delle dosi di vaccino antinfluenzale, e è tornato anche a parlare naturalmente dei tamponi per i medici di base, annunciando di aver chiesto che vengano distribuiti 100.000 tamponi della Regione ai medici di base, che si vanno ad aggiungere ai 64.000 messi a disposizione invece dal Governo proprio per i medici di base, dopo l'approvazione del contratto nazionale che chiede il coinvolgimento dei medici di famiglia in questa fase, per poter effettuare i tamponi nei propri studi. Zaia, che ha scritto anche al Ministero per quanto riguarda il coinvolgimento anche dei veterinari, lo ricordiamo che proprio la settimana scorsa aveva chiesto anche che i veterinari si possano mettere a disposizione per somministrare i tamponi, per effettuare i tamponi, e poi ha invitato i direttori generali nella consueta videoconferenza di questa mattina ad intensificare i Covid point, aprendoli dalle 6-7 del mattino per tutta la giornata, proprio per favorire l'accesso dei cittadini che devono sottoporsi in modalità drive-in ai tamponi in caso vi sia stato un contatto con un positivo. E poi ha parlato anche con i direttori generali di individuare un Covid hotel per provincia, dove ospitare quei pazienti che non hanno più necessità di stare in ospedale, proprio per alleggerire la pressione sugli ospedali, che ricordiamo essere sempre molto molto elevata. Questa
in sintesi naturalmente i punti essenziali emersi, ha anche detto che lunedì verrà fatto un punto anche con i giornalisti su come è andato questo primo fine settimana di nuove ordinanze. Nuova ordinanza, Presidente Capraro, che entra in vigore domani e che coinvolge direttamente proprio i commercianti. E diciamo che coinvolge i commercianti perché se nei festivi e prefestivi vengono chiusi i grandi punti vendita, gli outlet, da domenica invece anche i negozi del centro saranno chiusi. Come ha accolto questo intervento fatto, lo ricordiamo, per evitare gli assembramenti che purtroppo abbiamo visto lo scorso fine settimana, proprio perché è mancata la responsabilità da parte dei cittadini? È così, nel senso che c'è una responsabilità che noi dobbiamo richiamare da parte, in primis, da parte nostra, di noi esercenti, e è una responsabilità che deve essere richiamata all'attenzione di tutti, perché in effetti ciò che è successo lo scorso fine settimana ha creato delle situazioni che non sono magari tecnicamente previste in queste ordinanze, ma sono da ricondurre nella logica dell'ordinanza, nella ratio dell'ordinanza. Provo a spiegarmi. Di fatto questa è una soluzione che permette, uno, di fare il possibile di evitare la zona arancione, che per capirci è un'ulteriore maggiore restrizione. Due, al di là degli aspetti delle aperture e delle chiusure, mira ad evitare gli assembramenti. Ecco, la prima limitazione agli assembramenti deve partire dalla testa di ognuno di noi, perché si creano queste occasioni in qualsiasi momento, a volte anche banalmente, perché viene spontaneo, soprattutto se è una bella giornata, rivolgersi in compagnia di alcuni amici in determinati posti che portano a un'evasione maggiore in questo momento di restrizione. È tutto normale, è tutto naturale, però noi dobbiamo ragionare con questa responsabilità. Dopo c'è una conseguenza chiaramente economica rilevante, perché c'è un'ulteriore restrizione nell'ambito del commercio, della ristorazione, dei servizi, che va ad ulteriore appesantimento di ciò che già è gravato di quanto è successo nei mesi passati e nelle settimane scorse. Provo a spiegarmi. La chiusura alle 18 dei locali, dei pubblici esercizi, ha portato a svuotare i centri storici, svuotare le nostre città, i nostri quartieri, di fatto del passeggio, sebbene ci fossero altri negozi aperti dalle 18 alle 19:30. È una conseguenza del fatto che manca il flusso, le luci sono spente, e quindi si è creata una dinamica che ha portato a delle conseguenze ulteriori anche per quei negozi che tecnicamente, penso ai negozi del settore moda, penso a negozi di altri ambiti, dei casalinghi, degli accessori, eccetera, che comunque tecnicamente possono rimanere aperti. Ecco, credo che il ragionamento sia un equilibrio da trovare anche per noi, per riuscire a tenere vive le città in un momento in cui è fortemente condizionata la vita nelle stesse città. Non è facile, ma dobbiamo riuscirci, perché non dobbiamo morire di Covid, ma non dobbiamo neanche far morire le nostre città, perché vuol dire morire noi come imprenditori, come lavoratori, come imprese, perché questo è un periodo, ahimè, troppo lungo perché possa essere superato senza che rimangano sul terreno delle attività che alcune hanno già chiuso e alcune di queste non riapriranno. Presidente, è un equilibrio però molto difficile da mantenere senza la collaborazione dei cittadini, perché immaginiamo quanto sia necessario per le attività continuare, come dice lei, a sopravvivere, per far sopravvivere anche i centri storici, ma senza quel senso civico da parte di chi si avvicina ai negozi, ai bar, ai ristoranti, è difficile. Non può essere a senso unico questa ricerca dell'equilibrio. No, deve essere un equilibrio trovato tra le istituzioni, tra le forze dell'ordine, che devono essere presenti e molto più presenti in una logica preventiva, in una logica
educativa, non in una logica repressiva, perché abbiamo bisogno anche di loro, un equilibrio da parte dei consumatori e un equilibrio da parte di noi esercenti. Non è facile, ma questa è davvero una situazione che è complicatissima a livello sanitario, i numeri, i tentativi di soluzione, gli interventi, alcuni noi li abbiamo discussi in maniera molto forte, dimostrano che le soluzioni non sono facili da trovare e dall'altro lato c'è anche l'aspetto a cui noi guardiamo, che è l'aspetto economico e l'aspetto sociale delle nostre comunità, che anche questo ha bisogno di un equilibrio e di un mantenimento di questo equilibrio, perché di fatto tutto l'inverno, e vuol dire mesi lunghi, dovrà essere una stagione all'insegna della convivenza con questa situazione. Quindi ecco perché richiamo all'equilibrio, e lo richiamo, se mi permettete, anche facendo un passaggio sull'importanza, anche qui da parte di tutti, di tenere in piedi questo sistema, che è il sistema del territorio per il territorio. Cioè noi dobbiamo entrare nella logica e avere la consapevolezza che quel poco, quella disponibilità la dobbiamo concentrare sull'ambito locale. Noi dobbiamo consumare, acquistare nel rispetto di tutte le restrizioni, di tutte le regole, nell'ambito locale, perché noi famiglie, così facendo, aiutiamo altre famiglie, che sono quelle del nostro territorio, quelle che vendono a noi i nostri prodotti e che comprano a loro volta dei prodotti da coloro che le producono, che sono imprese di altre famiglie che vivono nel territorio. Dobbiamo mettere in moto questo circolo virtuoso, per cui in questo momento di difficoltà richiamiamo, anche con un po' di orgoglio e anche con un po' di senso di comunità, ai consumi locali e quindi a dare, oltre che a un aspetto economico, anche un senso etico, un valore a ciò che facciamo. Quindi consumiamo sotto casa, acquistiamo sotto casa e nel limite del possibile viviamo la nostra comunità. Presidente, da domani ci sono delle novità, le ho anticipate prima, anzi per quanto riguarda i negozi da domenica saranno chiusi e poi in bar e ristoranti si potrà consumare dalle 15 alle 18, quindi viene anticipata quella fascia solamente se seduti al tavolo. Ricordiamo che un primo provvedimento prevedeva dalle 18, si poteva stare prima della chiusura alle 18 naturalmente, solo se seduti, e ricordiamo insomma varie attività del centro anche di Treviso che saranno attrezzate con tavolini e panche. Questo anticipare dalle 15 alle 18, questa restrizione, che conseguenze può avere dal punto di vista proprio delle entrate per questo tipo di attività, e contemporaneamente le chiedo che conseguenze avrà la chiusura di domenica per i negozi? Di fatto una riduzione ulteriore di quelli che sono i fatturati, quindi di quelle che sono le vendite. Anticipare nell'ottica appunto che poi possa essere gestito più facilmente, o meglio evitato un'occasione di assembramento, vuol dire comunque ridurre l'orario, ridurre le possibilità, perché nel momento in cui le consumazioni sono possibili solo con i posti a sedere e non in piedi, è chiaro che si riduce, e in alcuni casi per alcuni esercizi si riduce anche notevolmente la vendita. Questo perché è evidente che la condizione di una consumazione seduta è maggiormente rispettosa delle distanze rispetto a quello che succede se consumiamo in piedi, come avviene in quella che chiamiamo l'ora dello spritz che tutti ben conosciamo. Quindi se questo è un aspetto al quale noi dobbiamo guardare con responsabilità, è chiaro che, come dicevo, il bisogno di evasione, la necessità comunque per tutti noi naturale di avere un momento di svago, un momento di incontro, porta ad anticipare i tempi. Lo abbiamo visto negli scorsi fine settimana,
contrariamente a quanto succedeva in passato, mai vedevamo alle 3, alle 4 o alle 5 del pomeriggio lo spritz in mano all'avventore del locale, perché questo era riportato generalmente dalle 18 alle 19 alle 20. C'è stata un'anticipazione, perché c'è comunque questo bisogno. Anticipare vuol dire dal lato nostro ridurre, dal lato che si diceva probabilmente evitare che vi siano assembramenti. È chiaro che nello scorso fine settimana il fatto che delle bellissime giornate e con temperature non certo novembrine hanno portato ad alcune situazioni difficili da gestire. Stesso ragionamento per i negozi chiusi la domenica. La domenica quanto pesa per un negozio? Nel corso di questi anni si è molto evoluta, i fatturati della mattina sono completamente diminuiti, i fatturati del sabato sono sempre stati i migliori fatturati, i fatturati della domenica, perché nel frattempo il consumatore è stato abituato a consumare di domenica, sono sempre stati fatturati molto importanti. È chiaro che in questo momento anche qui vuol dire perdere un'opportunità, ma credetemi che la maggiore incidenza su questo non è data tanto dalla chiusura certamente importante della domenica pomeriggio, penso ad alcune tipologie di negozio, quanto dall'aspetto psicologico, quanto la gente sia condizionata e quindi molto più impaurita e molto meno propensa a spendere anche per dei beni che non sono strettamente necessari, e anche se le condizioni economiche di alcune persone non sono state minimamente colpite da questa situazione. È un meccanismo, quello che è stato messo involontariamente in atto, che condiziona molto i consumi e gli acquisti, e lo dico soprattutto andando incontro a un periodo che è quello tipico dei consumi, che è il periodo prenatalizio, sul quale inciderà evidentemente il condizionamento e la limitazione ad accedere fisicamente ai negozi, perché nel momento in cui si può accedere, ma solo un membro della famiglia alla volta, se non per accompagnare, come si legge dall'ordinanza, il convivente che ne ha bisogno, è chiaro che si perde un'esperienza, perché non è più un acquisto, è anche il fare shopping, un momento in cui si condivide appunto questa esperienza, questo momento di svago, di piacere. Ecco, queste sono limitazioni che, credetemi, hanno un peso molto molto più rilevante di quello che pensiamo. Voi siete preoccupati che questo timore, questa paura porti poi ad accedere a quelle forme di acquisti online che hanno subito una impennata significativa durante il primo lockdown? Ma io faccio un passaggio abbastanza semplice. Oggi, per quello che ci viene trasmesso, è chiaro che il contatto fisico, la vicinanza, il toccare con mano è anche, non solo di fatto, ma anche nell'immaginario, qualcosa al quale noi ci avviciniamo con maggior diffidenza. Questo è il tipico dell'esperienza di acquisto diretta, nel quale noi passiamo molto tempo nel negozio, ci confrontiamo con il nostro commerciante di fiducia, ci facciamo raccontare la storia di questa marca, di questo tessuto, lo tocchiamo, lo indossiamo, lo proviamo. È il piacere di questa esperienza che si vive. Oggi questo è chiaramente colpito. Per assurdo l'acquisto online, nel quale non si tocca nulla, non si entra in contatto con nessuno, è molto più vicino a ciò che oggi ci viene trasmesso come consentito. Allora qual è il passaggio? Io credo che dobbiamo rilanciare, noi l'abbiamo fatto con una piattaforma Treviso Now, dobbiamo rilanciare questo ulteriore canale di vendita, ulteriore strumento di vendita che si affianca alla nostra vendita diretta,
così che tutti i consumatori possano comprare attraverso il sistema online dagli stessi commercianti dai quali hanno sempre acquistato e dai quali sono sempre stati serviti, ripeto, vivendo l'esperienza e potendo beneficiare delle loro competenze. Sicuramente questo aspetto sarà estremamente accentuato, soprattutto sul periodo natalizio, e quindi noi siamo i primi a dover prendere in considerazione un'ulteriore azione di rilancio in questo senso per andare incontro alle nuove esigenze, nuove necessità del nostro consumatore. Presidente, io la ringrazio tantissimo per il suo intervento e speriamo insomma che i cittadini anche da questo punto di vista siano responsabili anche nell'acquistare, puntando sui negozi proprio di vicinato, acquistando a chilometri zero, come si dice quando si parla di alimentari, ma anche in questo caso perché significa far sopravvivere queste attività e far sopravvivere anche le proprie città. Grazie davvero al Presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro, grazie davvero, buon lavoro, ci riaggiorniamo a presto. Grazie Presidente. E alcuni aggiornamenti di cronaca che vi do prima di andare in pubblicità. Iniziamo dall'operazione della Guardia di Finanza di Rovigo, che ha denunciato 12 persone per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza e i buoni della cosiddetta solidarietà alimentare. I finanzieri hanno passato al setaccio la documentazione relativa a 150 persone. Al termine sono state denunciate 9 persone residenti in vari comuni rodigini che, pur di ottenere l'accesso al beneficio, hanno dichiarato falsamente di averne diritto, autocertificando qualità proprie o dei propri familiari non rispondenti al vero, ricevendo nel complesso somme per circa 90.000 euro. In particolare 8 di queste hanno falsamente dichiarato di essere residenti in Italia da almeno 10 anni. In un altro caso è stato invece individuato un imprenditore che, pur avendo percepito un reddito di impresa di circa 43.000 euro, aveva invece attestato nella domanda presentata all'INPS un reddito pari a zero. È stato inoltre scoperto che 3 persone avevano avuto accesso senza averne titolo ai cosiddetti buoni spesa Covid, destinati all'acquisto di generi di prima necessità sulla base dei criteri stabiliti da ciascun comune. Si tratta di un italiano e di 2 nomadi, di questi uno con numerosi precedenti di polizia. E poi, su richiesta della famiglia, diffondiamo la foto di Margherita, una donna di 61 anni di Campodarsego in provincia di Padova. Chiedo alla regia se può mandare in onda l'immagine della signora scomparsa da casa, di cui non si hanno notizie da circa 24 ore. È scomparsa infatti mercoledì 11 verso le 16. Ecco la foto. La donna veste una giacca impermeabile e pantaloni neri e ha problemi di memoria. Si è allontanata su una bicicletta nera con cestino olandese, ma era anche solita viaggiare in treno verso Padova, Venezia, Fontaniva. Chiunque abbia notizie è pregato di rivolgersi alle autorità. Cambiamo però un attimo argomento. Nessuno potrà mai dimenticare quanto accaduto a cavallo tra l'ottobre e il novembre del 2018 con la tempesta Vaia, che cambiò completamente l'aspetto delle nostre montagne, devastando piccoli borghi, spazzando via intere vallate, spazzando via alberi, intere boschi. Ebbene, oggi continuano serrati i lavori di ricostruzione per riparare quei danni provocati dal vento e dalla pioggia. Sono stati giorni terribili, i boschi, le vallate hanno cambiato volto, le nostre montagne ferite, gli alberi spazzati via, le case, i borghi danneggiati, il fango, la pioggia e la tromba d'aria hanno messo in ginocchio molte cittadine, ma questo non ha spento la voglia di ricominciare. Subito sono partiti i primi lavori, i primi interventi che hanno messo in sicurezza le zone ed oggi, a 2 anni di distanza, stanno continuando serrate le operazioni di sistemazione e stabilizzazione di frane e strade divelte. Veneto Strade da allora ha continuato senza sosta i numerosi interventi per dare un volto a quelle montagne ferite. Sono terminati i lavori di stabilizzazione del tornante franato in quei terribili giorni in località di Gonera, a Rocca Pietore, comune simbolo della devastazione.
Il costo dei lavori, che sono già iniziati nell'ottobre del 2019, ammonta a 860.000 euro. Un altro passo importante per far tornare quelle località ferite alla normalità. Giorno dopo giorno si continua a lavorare, squadre specializzate, operai di Veneto Strade che non si fermano. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, tanti settori, abbiamo parlato prima del commercio, di bar e ristoranti con il presidente Capraro che stanno risentendo di quelle che sono le misure di contenimento del contagio, e poi c'è tutto il mondo legato agli spettacoli, legato ai locali di intrattenimento, al mondo della notte che ormai è da mesi fermo, con una brevissima riapertura in estate e poi con un provvedimento del governo nuovamente chiusi, pensiamo ad esempio alle discoteche. E su questo ci concentriamo in questa ultima parte di nostra diretta insieme all'ospite che vedo già in collegamento. Saluto Maurizio Agosti, portavoce nazionale del SILB, organizzatore di eventi, ma soprattutto per molti conosciuto come il principe Maurice, una figura storica del Carnevale di Venezia, quindi un simbolo proprio di questo appuntamento che noi tutti ci auguriamo che per il 2021 possa tornare ai lustri, perché quest'anno, lo ricordiamo, non si è potuto festeggiare, eravamo proprio all'inizio della pandemia e proprio il Carnevale è stata una delle prime grandi manifestazioni ad essere colpita. Mi viene da chiamarla Principe Maurice. Maurizio Agosti, cosa ricorda di quel febbraio di quest'anno quando arrivò questo stop proprio al Carnevale di Venezia? Fu scioccante, fu un momento molto difficile che affrontammo tutti con lo sgomento di dire: ma caspita, cosa sta veramente succedendo? Fino a qualche ora prima avevo davanti a me 30.000 persone in piazza San Marco e poi all'improvviso arriva l'ordine di chiudere tutto quanto. È stato senza dubbio molto forte, però l'abbiamo affrontato cercando anche di capire, di studiare la situazione con pazienza, nella speranza che insomma si arrivasse a capo un pochino di questa pandemia che fu dichiarata così tutto il mondo. Diciamo che il mondo dello spettacolo è stato quello che è stato più penalizzato, e in particolare, parlando di intrattenimento, i locali da ballo. Locali da ballo che non sono soltanto le discoteche, sono anche le balere, sono anche locali dove si mangia e si ascolta musica o dove si fanno dinner show, che erano così tanto diventati di moda. Noi offriamo svago, offriamo senza dubbio un luogo dove socializzare. Purtroppo il nostro must è quello di assembrare in maniera gioiosa e giocosa le persone, quindi è logico che abbiamo sentito da subito la responsabilità di chiudere, e lo siamo stati, anche se la nostra economia è un'economia più vasta di quello che sembra. I numeri ufficiali del mondo della notte sono stati dati più e più volte, però noi dobbiamo pensare anche, al di là del fatturato delle aziende che gestiscono i locali, dobbiamo pensare all'indotto, a un indotto diretto che è quello dei fornitori di beverage o di food, di tecnologia, di anche abbigliamento, anche estetica. Ci si fa belli nel momento in cui si vuole incontrare, si vuole anche trovare magari un compagno o una compagna in un locale, perché c'è ancora quella cosa, non è che si va soltanto a ballare, ha una grande funzione sociale il mondo della notte, ci si prepara. Quindi senza dubbio questo è un danno molto grave a quel punto di vista, ma ancora più grave è il danno psicologico. È un danno psicologico per tutti noi, perché ci ritroviamo a dover rivoluzionare completamente la nostra visione della società. Difatti non sarà facile riprendere dopo lo shock anche di quest'estate e dopo anche l'ultimo shock alla luce delle accuse che vengono date a questo mondo in maniera così indiscriminata, senza fare un distinguo tra imprenditori di tradizione del mondo della notte
e imprenditori improvvisati o comunque diciamo un pochino più leggeri nel effettuare i protocolli. Noi abbiamo aperto, tra l'altro ho avuto un'esperienza per la prima volta anche un po' come gestore imprenditore alla terrazza Blue Moon del Lido di Venezia, dove mi sono reso conto di quante restrizioni, quante regole c'erano per poter ricevere in sicurezza le persone. Quindi tutti questi protocolli, la misurazione della temperatura, per certi tipi di locale addirittura prendere il numero di telefono, il nome e cognome, entrare soltanto con prenotazione, insistere arrivando fino veramente allo stremo a far indossare la mascherina e a igienizzarsi periodicamente, perché ogni tanto venivano messi gli igienizzatori sui tavolini, perché ogni tanto bisognava ricominciare da capo, perché dopo un po' perde effetto l'igienizzante. Insomma, siamo stati molto dietro, tutti quanti, la gran parte dei gestori, dei responsabili della sicurezza, addirittura dei vocalist e dei DJ che arrivavano quando a un certo punto era stato impedito proprio di ballare, poi si poteva ballare in coppia, poi sì, poi no. È stato un mondo veramente controverso questo, di rispettare le regole, è stato frustrantissimo, però ce l'abbiamo fatta. Ma ce l'abbiamo fatta in quanti? Ben pochi, perché i locali che hanno potuto aprire sono stati soltanto quelli estivi. Quindi tutte le spese di ripristino della struttura, dei giardini, sostanzialmente sono dei giardini con piste da ballo all'aperto, quelle che hanno potuto aprire, per restare aperti quanto? Un mese. Adesso ci dicono che ci daranno dei ristori, che però sono quantificati su un mese di fatturazione abbastanza strano, che è di transizione tra la stagione invernale e quella estiva, quindi non è significativo, ci vorrà sicuramente uno studio migliore riguardo a questo, ma la cosa che più ci ferisce è che a causa di pochi che a livello nazionale, un po' dappertutto, magari sono stati un pochino più, come dicevo prima, leggeri nel far rispettare le norme, va a finire che chiudono tutto un settore. Questo io personalmente non lo trovo giusto. Sicuramente abbiamo bisogno di rilanciare la nostra immagine, perché siamo troppo spesso colpiti e presi come esempi negativi. Perché secondo lei, perdonami se la interrompo, in molti hanno proprio puntato il dito sul mondo della notte, sulle discoteche, sulle sale da ballo, dicendo ecco questa impennata che abbiamo iniziato a vedere verso settembre-ottobre era legata alla riapertura delle discoteche, non andavano riaperte, accuse che poi non hanno un fondamento, perché sappiamo insomma che il tempo perché il virus dal contagio si sviluppi ha una 10-15 giorni, per cui questa riapertura, come ha detto lei, anche per un breve periodo non può aver avuto queste poi ripercussioni, avrà avuto magari in singoli casi, ma non certo poi quello che stiamo esatto, ma quello che stiamo vivendo. Perché secondo lei si è puntato il dito, ed è una cosa che è venuta fuori più volte quando abbiamo avuto ospiti proprio gestori anche di discoteche, dicendo siamo diventati il capro espiatorio per questa, tutti hanno puntato il dito contro di noi perché continuiamo ad essere visti come un luogo di cattivi comportamenti. Perché secondo lei? Allora, indubbiamente operare nel mondo dell'effimero, vede che prima mi sono presentato, e ricordiamoci di mettere tutte le mascherine con le farfalle, sono il simbolo dell'effimero. Dal punto di vista culturale della società, dal punto di vista popolare, ci dà un'apparenza di superficialità, come dicevo, e il fatto di considerarci superflui, ma anche non solo il mondo della notte, in generale l'arte. Ci hanno chiuso musei che potevano restare aperti, sono stati chiusi teatri e cinema, dove invece c'è controllo, c'è accompagnamento, e in particolare la discoteca raccoglie anche quelle che sono le emozioni dei giovani, che vanno anche un po' indirizzate verso il bene. Ripeto, ci sono nel settore sicuramente delle situazioni un po' più estreme, ma la gran parte dei locali viene gestita veramente con grande coscienza e con grande responsabilità. Togliere luoghi a questi giovani dove si possono trovare tra di loro a parlare di quello che a loro piace a livello di musica, a livello di moda, di linguaggio, eccetera, come piace a loro, sempre, ripeto, coi controlli che sono cominciati da decenni che danno contro questo mondo, perché è facile, no? Si va a colpire, si va a dire le stragi sabato sera sono colpa delle discoteche,
perché i giovani li bevono, poi guidano. In realtà, con poi le restrizioni, si è creato un mondo parallelo incontrollabile di giovani che, sentendo l'esigenza, come tutti i giovani, siamo stati anche noi, quindi dobbiamo ricordarcelo, di trasgredire, tra virgolette, alla fine si ubriacano prima, anche perché nei locali vengono controllati, nei locali costa di più bere che non comprarselo magari al supermercato. Lei non ha idea di quante bottiglie si trovano nei parcheggi delle discoteche o dei locali vari, dove veramente si capisce che per desiderio, anche forse perché si sentono poco amati, poco curati, poco valorizzati, i giovani vogliono stordirsi. Noi possiamo avere una funzione sociale molto importante, possiamo avere una funzione culturale molto importante, perché dai nostri locali partono anche le mode musicali, partono anche nuove forme di teatro. Io sono l'esempio vivente che in discoteca si può anche fare il teatro, il cosiddetto teatro notturno, che è piaciuto, che piace ancora, che fa emozionare. Quindi colpire le discoteche è facile, valorizzarle sarebbe ancora più facile e sarebbe anche più utile, perché ci potrebbe veramente far mettere al fianco delle istituzioni nell'educare le persone, i giovani in particolare, ma non solo, perché nei locali da ballo vanno persone di tutte le età, anche persone della terza età che desiderano godersi un pochino la vita sul finire, tra virgolette, e poter magari ballare liscio, oppure giovani che amano il latinoamericano. Quindi si fa sempre soltanto il punto della situazione, delle situazioni più estreme, e dal punto di vista della gestione e dal punto di vista del genere, diciamo. Ma in realtà il mondo della notte andrebbe veramente riqualificato. Io adesso mi sono preso questa responsabilità, non l'avevo mai fatto prima, nei confronti delle istituzioni, di far valere la parte culturale e sociale del nostro ambiente, oltre a quella economica che in questo momento ci vede veramente atterrati. Ci sono locali che sono chiusi proprio da quel 23 di febbraio, non hanno mai potuto riaprire perché non avevano un estivo, e quegli altri che hanno potuto aprire l'estivo è andata a finire che ci hanno perso ancora di più, perché per poter aprire in maniera bella, decorosa e professionale hanno investito del denaro che non sono riusciti a recuperare perché non hanno potuto fare una stagione. Questi sono investimenti che richiedono anche tempi di ammortizzazione. Ecco, io le chiedo, purtroppo ho pochi minuti a disposizione, per cui le chiedo di sintetizzarmi come cercherà di rilanciare, lei è stato proprio incaricato dal SILB di rilanciare questo settore dal punto di vista proprio culturale, socioculturale. Lei ha anche in cantiere un videoclip. In che modo si può rilanciare e far ricredere anche la gente su cosa sono queste attività, cosa rappresentano? Allora, senza dubbio bisognerà puntare sulla qualità a tutti i livelli. Ci sono già locali, io grazie al cielo ho l'esperienza in particolare in Veneto di collaborare con una famiglia che tiene molto alla qualità del servizio e della struttura, è la famiglia Venerandi, che saluto e che ringrazio perché ancora investe, ancora ci crede e va avanti. Ma devo dire che ne trovo in giro per l'Italia e anche per l'Europa di gestori e di direttori artistici che si rendono conto di quanto cultura siamo e hanno la possibilità di sperimentare, quindi aprire una sorta di laboratorio di giovani artisti che possa dare spazio di espressione fresco, nuovo, diverso. Sicuramente ci sarà un'implementazione della tecnologia, ma soprattutto ci sarà un senso della responsabilità morale di chi si esibisce nel mondo della notte, di chi investe nel mondo della notte, di chi lavora anche con mansioni più semplici e umili nel mondo della notte, di dare qualità di vita uguale qualità di comportamento. Senza dubbio l'investimento non sarà facile, il video vorrà essere una metafora del teatro della vita, del teatro notturno, che spera di potersi riesprimere con i giovani nei loro luoghi, che sono le discoteche, ai quali dovremo cambiare nome, perché discoteca ormai non si potrà più dire. Allora, Maurizio Agosti, quando questo videoclip sarà pronto, quando questo progetto di rilancio di questo settore sarà avviato, ci risentiremo e dai nostri schermi daremo spazio a questo mondo per dargli una nuova luce. Grazie davvero a Maurizio Agosti, portavoce nazionale SILB, buon lavoro, e rindossi la sua mascherina con le farfalle. Grazie davvero. Noi andiamo in pubblicità tra poco.
Eccoci in diretta, vi voglio parlare di Margherita Mion, una ragazza sportiva, ballerina, dal sorriso contagioso, piena di vita, di gioia, di vivere. E Margherita se n'è andata il 14 luglio del 2017, portata via da un sarcoma, ma il suo sorriso non si è spento, non si spegnerà mai grazie all'impegno della sua mamma e del suo papà. Papà Marco Mion, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, voi avete voluto che Margherita non rimanesse solo nei vostri cuori, nei ricordi, insomma in quello che può essere un figlio che se ne va, una cosa contro natura perché un genitore non dovrebbe mai salutare il proprio figlio, ma avete voluto che tutti ricordassero la figura di Margherita con un progetto molto importante. Ce lo vuole raccontare? Sì, ecco, nessun genitore dovrebbe mai affrontare quello che è capitato a noi, e il nostro è stato un modo di reagire al dolore, no? Quindi abbiamo deciso di prendere questa cosa che ci è successa e trasformarla in un progetto di amore. Perché? Perché abbiamo avuto una rete di amici che ci ha aiutato e sostenuto durante la malattia di Margherita, di nostra figlia, dandoci l'opportunità di sentirci accolti, coccolati e compresi nella situazione. Quindi abbiamo pensato che, come facciamo del resto già da 2 anni con il progetto di Una vacanza di vita, si chiama così, di prendere e acquistare una casa ad Una Verde dove poter ospitare le famiglie che affrontano la malattia del cancro di un figlio e poter donare a loro un breve periodo di vacanza. Ecco, durante questo periodo di vacanza la cosa importante e fondamentale è che queste famiglie sono seguite dal personale medico dell'unità di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Ecco perché una famiglia che affronta un periodo di cura così lungo, difficile e impegnativo non penserebbe mai di poter andare al mare, no? Di fare una breve vacanza, perché ci sarebbe sempre il problema dell'assistenza medica. Ecco, noi ci siamo così inventati questo progetto, l'abbiamo presentato, abbiamo avuto anche il patrocinio della USL 2 di Treviso, che ci consente di chiedere un aiuto, quindi stiamo facendo una raccolta fondi per comprare questa casa che sarà la casa di Margherita, dove le famiglie potranno gratuitamente usufruire di un periodo di vacanza con l'assistenza medica dei medici dell'ospedale di Treviso. Ecco, questo è il progetto e questo è il motivo per cui stiamo chiedendo di avere visibilità e sostegno da parte di tutti, perché poi ovviamente questo progetto non è un progetto che abbraccia la realtà del mio comune dove io vivo, ma insomma tutte le famiglie che si rivolgono all'unità operativa di Treviso. In questo progetto avete al vostro fianco anche il Centro Marca Banca Credito Cooperativo, ma c'è bisogno della collaborazione di tutti. Chi volesse contribuire per portare avanti questo sogno di Margherita, questo vostro progetto, come può aiutarvi? Allora c'è il portale di Centro Marca Banca, CMB for People, al quale anche noi come associazione abbiamo aderito ai tempi della raccolta fondi per il coronavirus, e quindi su questo portale ci sono le coordinate per fare il bonifico. Le stesse coordinate le trovate anche nel sito internet www.margheritamion.it, dove c'è il progetto La Casa di Margherita. Ecco, lì c'è anche la lettera di patrocinio dell'ASL, ci sono le indicazioni del codice IBAN per fare la donazione, e quello che succede ovviamente è che noi stiamo ricevendo piccole e grandi donazioni, quindi dai 5 euro in su, e appunto, come dicevo prima, cerchiamo l'appoggio e sostegno di tutto, dai 5 euro a chi può anche donarne, che ne so, insomma 500, 1000, non lo so, ci sono le aziende. Le donazioni sono detraibili perché la nostra associazione è riconosciuta appunto ed è iscritta all'albo regionale delle associazioni di promozione sociale. È un progetto unico in Italia, noi ci crediamo molto ed è anche il nostro modo di far crescere nostra figlia. Lasciatemi fare un piccolo inciso, siamo sempre stretti con i tempi, no? Un po' come è successo a Margherita, che ha avuto solo 18 anni per lasciare un segno, ma io voglio raccontarvi che poco prima di morire mia figlia mi ha chiamato e mi ha detto: sai papà, io
volevo dirti che sono felice perché voi siete la famiglia che avevo sempre desiderato avere, perché tu e la mamma vi volete bene e perché i miei fratelli sono straordinari e ci vogliamo un sacco di bene. Quindi ricevere un'informazione, un appoggio, un sostegno di questo tipo da nostra figlia è quello che ci fa venire voglia di dire ma allora il messaggio di amore per la vita, per gli amici, per la famiglia, in qualche modo bisogna farlo continuare, farlo andare avanti. Ecco che la casa di Margherita sarà intitolata a lei, ma sarà veramente la casa dove le famiglie che andranno a vivere un breve periodo di vacanza, pur affrontando una situazione difficile, potranno continuare a fare la storia anche loro di nostra figlia, che potrà rimanere sempre nel cuore di molti. Quindi l'invito che vi faccio è ad aiutarci e sostenerci con le piccole e grandi donazioni che potrete fare in base alle vostre possibilità. Noi pensiamo di aver dato inizio ad un progetto straordinario di sostegno per le famiglie e per questi ragazzi. Questo progetto per la vostra famiglia è un modo per ricordare Margherita, ma anche per convivere con il dolore che vi ha lasciato questa perdita, un dolore che non può passare, una ferita che resta sempre aperta, ma che si cerca di affrontare giorno dopo giorno, proprio ricordando Margherita e aiutando chi come lei ha affrontato questa battaglia. A volte dicono che il tempo aiuta, in realtà io non sono così convinto che sia proprio che funzioni in questo modo, ma certamente il tempo aiuta ad abituarsi all'idea, però quello che voglio dire è che è una cosa che cercano di fare in molti genitori che come noi subiscono un lutto di questo tipo, perché non si impara a restare sempre, a rimanere senza un figlio, no? Margherita è sempre sotto i miei occhi, io la rivedo in continuazione nelle cose che ci accadono durante la vita, ma sicuramente bisogna trovare un modo per trasformare il dolore in amore, e se questo amore fosse un progetto che può tornare utile anche ad altre famiglie, allora questa è una cosa utile e importante da fare. Come dicevo prima, noi nella brutta situazione che siamo stati costretti a vivere, abbiamo fortunatamente avuto una relazione di amici che ci ha sostenuto, e quello che vogliamo fare noi è anche un po' quello di restituire il favore. Siamo stati ispirati da un film che ormai è uscito più di 20 anni fa, si chiama Un sogno per domani, dove un bambino delle medie si inventa un sistema piramidale delle buone azioni, cioè se io posso fare qualcosa per qualcuno e questo qualcuno non me lo può restituire, a sua volta lo può fare per qualcun altro. Ecco, quindi questo sistema, chiamiamolo piramidale delle buone azioni, vuole essere proprio un passa il favore, trovare un luogo di serenità dove poter trascorrere in un momento di una battaglia così difficile per le famiglie è davvero una grande opportunità. Ecco, questo è quello che ci sta aiutando ad affrontare un periodo così difficile. Insomma, sono passati 3 anni, ma è come se fosse ieri, e ogni giorno questa cosa si rinnova e va affrontata e trasformata ogni giorno. Sì, è così. Signor Marco, chi è Margherita? Margherita è una donna di 18 anni, innamorata della vita, degli amici, che sognava di fare la patente, di viaggiare il mondo, guardava un sacco di serie TV su Netflix, era la primogenita dei nostri 4 figli. Sono famose le feste che Margherita faceva in taverna, tanto da meritarsi il soprannome della taverna della Mion, la TDM, dove lei e i suoi amici facevano delle feste. Ecco, io direi che non sentire più la musica provenire dalla taverna di casa nostra è una cosa davvero difficile da sopportare. Margherita poi era una sportiva, giocava a pallavolo, faceva danza, insomma davvero mi diceva: sai papà, è incredibile che la prima cosa che firmo da maggiorenne sono i documenti per le cure sperimentali e non la mia patente o il mio primo biglietto per andare in America. Lei voleva tanto viaggiare e noi cercheremo di farla viaggiare attraverso le persone che la incontreranno e che avranno un bel ricordo di quello che sta facendo
adesso che ci guarda da lassù. E sarà molto, molto orgogliosa della sua famiglia per quello che sta facendo. Grazie davvero a Marco Mion, grazie per essere intervenuto e per averci raccontato questa bella storia. Speriamo che questa casa possa vedere presto la luce. Grazie davvero a Marco Mion, grazie a tutta la sua famiglia e chi sta collaborando con voi. Noi siamo in chiusura, l'informazione di Antenna 3 torna questa sera alle 18:30, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona giornata. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Benvenuti al meteo. L'anticiclone non molla la presa, venerdì 13 novembre ancora a tempo stabile, clima gradevole di giorno. Nel dettaglio sul Veneto avremo inizialmente nubi basse e nebbie. Le zone più a rischio saranno le aree di pianura in generale, ma anche i fondovalle prealpini. Con il passare delle ore le foschie tenderanno a diradarsi e daranno luogo a schiarite più soleggiate. Ancora probabili nebbie dopo il tramonto. Temperature minime in lieve calo tra 1 e 7 gradi, massime invece tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non si escludono degli addensamenti in mattinata, a seguire invece avremo più sole un po' dappertutto. Temperature minime fino a 8 gradi, massime invece sui 13-14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, contesto decisamente più soleggiato, qui con cielo che si presenterà al massimo velato. Temperature minime sui 2-3 gradi, massime fino ai 12-13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce.